Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, consigliera comunale, e Giorgio Cecco di Idea Giuliana. Se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui al numero in sovraimpressione oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa, i nostri approfondimenti anche in esterna quest'oggi con Gianluca Paladin. Allora andiamo subito a vedere la pagina del tempo e la pagina meteo con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Allora, una vasta depressione presente sull'Europa occidentale e sull'Oceano Atlantico favorirà sulla regione fino a questa sera un marcato afflusso di correnti umide da sud-ovest in quota, da sud-est piuttosto miti nei bassi strati. Nei giorni successivi continueranno ad affluire correnti sud-occidentali che rimarranno ancora abbastanza umide negli strati medio-bassi, ma un po' più fresche. Allora, vediamo la giornata di oggi, che sembra quella più critica, almeno dalla grafica. Cielo coperto, sulla costa piogge moderate intermittenti, ma anche qualche schiarita e vento di scirocco da sostenuto a forte, con mareggiate tra Lignano e Grado e possibile acqua alta. In pianura piogge abbondanti o intense e vento da sud sostenuto. Sulla zona montana precipitazioni intense, molto intense sulle Prealpi Giulie, quota neve oltre i 1800 metri circa, 1400 metri sulle zone interne, specie verso il Cadore. Venti forti da sud-ovest in quota, temperature minime molto alte per il periodo, possibili anche temporali, dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni e probabile cessazione in serata. Queste anche le temperature, vediamo, raggiungono anche sulla costa come massime i 15 gradi, insomma decisamente più alte della norma del periodo. Mercoledì, domani 29 gennaio, cielo in prevalenza nuvoloso con possibili foschie nelle ore notturne. Sulla zona montana, specie sulle Prealpi, sarà possibile qualche debole pioggia o qualche debole nevicata oltre i 1000 metri circa. E ancora giovedì, cielo in prevalenza nuvoloso, saranno possibili foschie o nebbie di notte al mattino in pianura e nelle valli. Allora, queste le previsioni meteo. Andiamo a vedere ora i giornali in edicola quest'oggi. Partiamo dal Piccolo di martedì 28 gennaio. Su tutti i giornali naturalmente c'è la celebrazione di ieri della giornata della memoria. C'è anche qui sul Piccolo naturalmente la presa di posizione del rabbino a margine della commemorazione alla risiera di Trieste. Più pericoloso l'antisemitismo dalle sinistre. Il rabbino Alexander Meloni alla commemorazione in risiera ieri a Trieste. Le testimonianze e le medaglie, mio marito ai lavori forzati con una ciotola di minestra. Il mondo riunito ad Auschwitz, l'allarme dei superstiti, l'anniversario. Poi vediamo ancora a Gaza Nord un fiume di sfollati di ritorno tra le case in macerie. Poi ancora proteste di piazza Belgrado, Vučić apre a un rimpasto. Le sfide dello sviluppo, il dossier incubo energia per le imprese, la speculazione raddoppia i costi. Vediamo, qui siamo sull'edizione di Gorizia, negozi aperti per Go 2025 e ancora ok dei comuni al piano Friuli Venezia Giulia dell'oncologia. Gorizia invece dice no. Schianto in scooter, morto a Corona il giornalista Tomadini, era isontino. Ancora in arrivo a Grado la foresteria destinata agli stagionali. Andiamo invece all'edizione di Trieste, eccola qui. Trieste attragga i giovani, Fedriga più innovazione, Cosolini non si svuoti la città, di Lenarda trattenere gli studenti, dal Porto Vecchio fino al Carciotti il dibattito sulle linee per il rilancio dell'area. Tram di Opicina resta l'obiettivo di inizio febbraio ma con 38 corse verso la ripartenza. Da sabato riapre il tram di Opicina, mancano però gli ultimi nulla osta, in ballo una prima prospettiva di 38 corse al giorno. Largo Santos, il Parco al Bivio, ipotesi proroga ma solo a pagamento. Ancora da Contovello fino a Barcola via al recupero dei sentieri, stanziati 350.000 euro. E ancora il Giro d'Italia del Vespucci, l'avvio il 1° marzo proprio da Trieste con la Barcolana Special, l'hanno annunciato ieri gli organizzatori. Allora andiamo a vedere gli altri quotidiani, le prime pagine che sono in edicola oggi. Allora vediamo il Corriere della Sera.
Vediamo qui l'immagine emblematica, la tregua da Hamas, la lista degli ostaggi, 18 sono vivi, in marcia per Gaza il lungo fiume dei profughi verso casa. Qui lo vediamo appunto in questa immagine davvero impressionante. Il leader del mondo ad Auschwitz, l'odio c'è ancora, giorno della memoria, allarme antisemitismo e polemiche, Meloni, Shoah un abominio, fascismo complice, queste le parole di Giorgia Meloni. Le parole dei sopravvissuti, Segre, non ho paura. Santanchè resiste e attacca, mi vogliono fuori, chi se ne frega. Le accuse a Boeri e Zucchi, Biblioteca Europea, si parla di Milano, chiesti i domiciliari. Dalla Cina l'intelligenza artificiale a basso costo, la Silicon Valley crolla in borsa. Intelligenza artificiale, fenomeno DeepSeek e già battaglia. Droga, fermato Nainggolan in Belgio, inchiesta sul traffico di cocaina. Bolzano, la mia lotta agli abusi, intervista al vescovo Muser. Andiamo a vedere ancora La Repubblica, Shoah, fascismo complice, questo è il primo titolo, il giorno della memoria, il messaggio della premier Meloni, in Italia il regime contribuì all'abominio nazista dello sterminio, polemiche tra la comunità ebraica e l'ANPI. Segre a Roma, antisemitismo sfacciato ma non ho paura. Il mondo riunito ad Auschwitz a 80 anni dalla liberazione, mai più. Santanchè, vado avanti sicura che la russa non mi abbandonerà. Le interviste poi Cassano, con la riforma della giustizia meno garanzie per tutti. Le idee, invocare Dio nella politica senza il dubbio. Ancora vediamo il popolo degli sfollati in marcia verso Gaza e Medio Oriente. Ancora l'intelligenza artificiale cinese che spaventa Wall Street. Andiamo sulla Stampa, Shoah, fascisti complici, anche qui il titolo simile. Meloni dice un abominio nazista con la sponda del regime senza paragoni nella storia, perché è una svolta vera, il commento di Flavia Perina, poi noi i sopravvissuti, la raccolta delle testimonianze delle persone ancora in vita. Anche qui il Medio Oriente, la lista degli ostaggi, 8 morti su 33, il dramma dei parenti, diteci i loro nomi. L'economia, intelligenza artificiale, lo scontro Cina-USA. L'effetto DeepSeek spaventa i mercati. Santanchè, dimissioni decido io, Del Mastro e il giallo del clochard dopo le accuse di Renzi in Senato. Vediamo ancora il Fatto Quotidiano, qui ci si concentra sulla questione di Milano, arrestate Boeri e NC, bomba sul salva abusi, IPM, truccata la gara per la biblioteca da 100 milioni, sistema Milano. Dem in imbarazzo, l'Archistar e altri 2 avrebbero taciuto i rapporti con chi vinse la gara. Sul condono PD riunito e Sala in Senato. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano. Qui vediamo anche le piroette, Riyadh, Unione Europea, accise 110, trivelle, Meloni prima e dopo la cura. Il Giornale, sciocca Milano, arrestate l'Archistar, turbativa d'asta e PM contro Boeri. Lui, sono molto sorpreso, chiesti domiciliari anche per Zucchi. Nel capoluogo lombardo, folle idea della Schlein, Cecilia Sala, sindaco. Il giorno della memoria, Meloni, il fascismo complice dell'olocausto, la premier, le leggi razziali furono un'infamia, l'antisemitismo nel mondo non è ancora sconfitto. Vediamo ancora anche Palazzo Chigi nella guerra degli spioni, attenzionato il capo di gabinetto, uno degli uomini più vicini alla Meloni, il capo di gabinetto Gaetano Caputi, sarebbe stato preso di mira dall'AISI, servizi segreti interni, tra gennaio e settembre 2023. Rivoluzione pubblica amministrazione, premiato il merito, dice il ministro Zangrillo. Vediamo Libero, gabbio verticale, il titolo suggestivo insomma del Libero, il caso della Biblioteca Internazionale di Cultura a Milano. La Procura di Milano chiede gli arresti domiciliari per le Archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi, l'indagine per turbativa d'asta. Ancora pronto il reato di molestia islamica, proposta della Lega dopo le violenze di Capodanno in piazza
Piazza Duomo. Chi tifa per la squalifica, cari nemici di Sinner, ma attaccatevi al TAS, così dice Leonardo Iannacci su Libero. Domani vediamo, ecco perché l'AISI indagava su Caputi, Meloni non ho mai spiato nessuno. Palazzo Chigi replica domani sulle indagini di servizi sul capo di gabinetto della Premier. La grande occasione, il referendum come metadone, la sinistra torni dentro il paese, è il commento di Sergio Labate. E poi ancora Gaza, la marcia dei palestinesi verso casa. Sono 200.000 gli sfollati che si stanno muovendo verso nord, dove il 70% degli edifici è distrutto. Hamas è una vittoria e intanto pubblica la nuova lista di 33 ostaggi israeliani, di cui 25 ancora vivi. Questo è il reportage dalla Striscia. Poi c'è il commento di Mariano Croce, decidere cosa è normale, maschi e femmine, quell'ossessione di Donald Trump. Allora andiamo sul Sole 24 Ore, anche qui la lunga fila, Gaza, migliaia in marcia tra macerie e distruzioni per tornare nel nord, poi ancora sfida cinese nell'intelligenza artificiale, Wall Street precipita con i titoli high tech, questo è il titolo in evidenza proprio sul quotidiano economico. C'è anche il giorno della memoria, Mattarella in visita ad Auschwitz, Meloni abominio nazista e fascista. Andiamo a vedere il piccolo, nuovamente il piccolo di Trieste, eccolo qui. Allora andiamo alle notizie proprio di casa nostra. Ieri c'è stata la giornata della memoria, la cerimonia in risiera a Trieste, antisemitismo, il rabbino Meloni, la storia si ripete, lo jacuzzi in risiera, il 27 gennaio un fallimento, non si è imparato nulla, a margine l'affondo politico, oggi l'odio più pericoloso arriva dalle sinistre. Allora rivediamo insieme il nostro servizio anche con l'amara riflessione del rabbino stesso, dice ormai si possono fare cortei con striscioni contro gli ebrei. Allora risentiamo insieme le sue parole. Una giornata importante ma particolarmente deludente. Dopo 80 anni tutti speravano che servisse a rafforzare questo mai più. Nel 2025 questo non funziona, anzi siamo regrediti praticamente, è una situazione che è particolarmente preoccupante. Parole come macigni da parte del rabbino capo di Trieste, Alexander Meloni, durante la cerimonia della giornata della memoria nella risiera di San Sabba. Quest'anno non solo l'80° della liberazione di Auschwitz, ma il 25° dell'istituzione della giornata stessa. In modo irrituale rispetto al passato, il rabbino ha deciso di introdurre il rito religioso con un discorso e facendo riferimento alla manifestazione pro-palestina di sabato a Trieste. Che l'antisemitismo fosse residuale. È particolarmente preoccupante di vedere i giovani studenti e il loro modo di reagire, che è preoccupante. Se noi vogliamo ricordare solo la manifestazione di sabato è doppiamente preoccupante. Gli striscioni sono di stampo antisemita senza nessuna discussione e a questo punto mi chiede se valga la pena veramente di continuare la giornata della memoria con questi crismi. Davanti a numerose autorità civili e religiose, a un pubblico al di sotto delle aspettative in termini di partecipazione, la cerimonia ha seguito il consueto programma con la deposizione di corone al Monumento Nazionale della Risiera, sempre più visitato, specie dagli studenti, ha detto il sindaco di Piazza nel suo discorso. La memoria non è un semplice esercizio intellettuale. È un atto di resistenza contro l'oblio, in un'epoca in cui il revisionismo storico e la disinformazione sembrano guadagnare terreno. Abbiamo fatto dei lavori imponenti, finalmente abbiamo le uscite di sicurezza, finalmente abbiamo il primo e il secondo piano che nessuno ha mai visto, finalmente siamo riusciti a fare anche questo e allora, ripeto, oggi è una giornata di grande emozione. Dobbiamo essere molto vigilanti perché il male genera altro male, risentimenti, vendette, violenze inaudite. Anche sui bambini, anche sulle persone inermi. Io penso che abbiamo il dovere non soltanto di ricordare, ma anche di impegnarci per rimuovere tutto ciò che ancora incentiva ad altro male.
Queste le parole anche del Vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, e torniamo sul giornale perché ci sono state anche varie reazioni. Qui vediamo alcune immagini proprio della cerimonia e di un'altra cerimonia di ieri, le medaglie d'onore in prefettura, i giovani si battano per la pace. Qui vediamo appunto, dicevo, alcune reazioni, tra cui quelle di Serracchiani, Caligaris, Conti. Noi abbiamo ascoltato ieri anche il commento, abbiamo raccolto il commento al termine della cerimonia da parte del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Sentiamolo. Presidente, allora una cerimonia toccante, anche densa di significati. Abbiamo sentito le parole del Rabbino Meloni, insomma un commento così a caldo al termine della cerimonia. Le condivido al 100%. Penso che l'intervento del Rabbino Meloni sia stato puntuale, serio, veritiero, drammaticamente veritiero. L'antisemitismo che stiamo vedendo diffondersi a livello europeo, non soltanto nell'atto terroristico avvenuto il 7 ottobre con l'uccisione di cittadini innocenti, perché l'attentato di Hamas non è stato un attacco a una base militare e per sbaglio hanno colpito un civile, hanno cercato civili inermi per massacrarli e le assicuro che ho sentito le storie di testimonianze, se si raccontano sembrano un film horror di quello che hanno fatto i terroristi di Hamas contro cittadini bambini neonati, e dico neonati non a caso, cercati e uccisi dai terroristi di Hamas. Questo ha riportato in Europa un sentimento invece di vicinanza e di antisemitismo, che dopo viene raccontato come l'antisionismo, che è una giustificazione per nascondere l'antisemitismo latente che purtroppo vediamo anche nelle nostre città in continue manifestazioni. Il Rabbino appunto ha posto l'accento sulla questione dell'antisemitismo nella nostra società. Qui a Trieste come vede la situazione? È in linea con il resto d'Italia o c'è un sentimento particolare? Ne vedo a livello europeo, in realtà non soltanto italiano, un rigurgito antisemita. Basta vedere i nostri social, uno guarda i social e vede quello che viene detto senza cognizione di causa, non conoscendo le circostanze d'altro, ma molto pericoloso, perché continuare ad alimentare questa narrazione, e anche dei mezzi di informazione delle volte purtroppo non aiutano, alimenta, ribadisco, questo sentimento antisemita che oggi ricordiamo le persecuzioni, ma oggi sembra ce ne siamo dimenticati. Torniamo sul giornale, mai più l'orrore, da Auschwitz sale l'allarme sull'antisemitismo, così come appunto da Trieste, gli 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento, la voce dei superstiti del lager, Scholz, nessun oblio mai. Questa è la giornata della memoria in Europa, fare di tutto perché il male non vinca, le parole di Zelensky lungamente applaudito. Memoria e ancora polemiche a Roma scritte contro le ONG, oggi vi sareste schierati con Hitler. La premier e la Shoah, il fascismo fu complice dell'abominio nazista, Meloni ribadisce e rafforza la condanna dell'anno scorso. Io, la Liliana di allora, Segre non teme minacce, la senatrice a vita guarda avanti. Alcune delle testimonianze appunto della giornata della memoria. Per l'attualità qui vediamo un fiume di profughi ritorna a Gaza Nord, ad accoglierli solo un deserto di macerie. Più di 300.000 sfollati hanno attraversato il corridoio di Netzarim, ieri la conferma dei 33 ostaggi, 8 torneranno da morti a casa dopo 15 mesi di guerra nella striscia. Missione dell'Europa a Rafah, nel contingente 9 carabinieri, riattivata EUBAM. Questa è la notizia invece che arriva proprio per quanto riguarda l'impegno italiano. Verso il processo Santanchè tira dritto, non mi dimetto, la ministra rinviata a giudizio, gli alleati temporeggiano, deciderà la premier, lo snodo, l'altra accusa sulla truffa all'Inps. Ancora avanti, critiche a Meloni, lei contrattacca, porto risultati, il viaggio in Medio Oriente. Poi ancora per quanto riguarda Stellantis, Elkann in aula, a marzo il sì dopo il pressing. Ma andiamo rapidamente alle
pagine della cronaca triestina, vediamo se riusciamo a farlo in modo abbastanza rapido, eccolo qui, tram di Opicina al collaudo finale, ecco cosa manca per la ripartenza, l'abbiamo visto anche in prima pagina, binari pronti e seconda vettura alla verifica, si punta al 1° febbraio ma all'inizio con 38 corse al giorno. Proprio in tema di viabilità, non necessariamente tranviaria, parliamo ora con la sala operativa della polizia locale per vedere qual è la situazione del traffico questa mattina, posto che è stato annunciato anche un po' di maltempo, quindi con chi siamo in linea? Buongiorno. Sì, ispettore Schillani, buongiorno a lei, dottoressa Buccarelli, a tutti i telespettatori. Buongiorno all'ispettore capo Lionello Schillani. Allora, qual è la situazione, le chiedo, e quali sono le segnalazioni per la giornata di oggi? Allora, la situazione attuale è abbastanza tranquilla, abbiamo avuto una notte abbastanza intensa come interventi e anche per il vento in atto non è Bora e Scirocco, però sta creando qualche piccolo problema. Attualmente stiamo intervenendo insieme ai Vigili del Fuoco, siamo in via Pietà, altezza Ospedale Maggiore, per una recinzione in carreggiata, quindi fare attenzione. Stiamo risolvendo il problema, ripristinare la viabilità ordinaria, quindi ci vorrà un pochino e riusciremo. Abbiamo anche allertato la ditta a ripristinare la viabilità. Adesso si transita però con attenzione. Via Pietà, zona Ospedale Maggiore, da quelle parti? Sì, zona Ospedale Maggiore. Ok, perfetto. Pronto? Sì, prego. La sentiamo, ispettore Schillani, prego. Non lo sentiamo più, l'abbiamo perso, mi dispiace. Sì, adesso non la sento più, ma io continuo comunque. Sì, prego. Per quanto riguarda le segnalazioni, per quanto riguarda la giornata odierna non abbiamo manifestazioni che vadano a interessare la viabilità, invece per quanto riguarda i cantieri fare attenzione, non posso dare certezza visto il meteo, ma abbiamo molte ordinanze. Quello che è sicuro, ci sono posizionamento dei mezzi per le riprese cinematografiche, siamo in centro città, quindi ci sono dei divieti temporanei, fare attenzione, via Carducci, via Reti, via Capitolina, via del Monte, Corso Italia e Fabio Severo all'altezza del Tribunale, fare attenzione a questi divieti perché sono in centro città. Per quanto riguarda la via del Viano abbiamo notizie che, tempo permettendo, dovrebbe riaprire in giornata, siamo in contatti con la ditta, appena questo avverrà stanno ultimando un'asfaltatura, ci avvisano, quindi potremo dare la notizia anche sui social media della riapertura delle arterie. Dico, col beneficio unitario dovrebbe essere in giornata la riapertura di questa arteria, quindi ripristinare l'ordinaria viabilità nonostante il restringimento, perché comunque il cantiere va in atto. Per quanto riguarda il meteo, come da voi annunciato, c'è un'allerta meteo per possibilità di acqua alta e mareggiate sulla zona costiera. Naturalmente anche qui faremo dei monitoraggi, eventualmente se c'è qualche fenomeno, speriamo che non ci siano danni come è passata come l'altro anno. Altre cose non segnalare, unica cosa per i residenti, come detto ieri, via Segnano verrà chiusa per dei lavori a cieca, sono laterali di salita di Raute, quindi per chi abita in zona può essere di interesse. Certo. Altre cose al momento da fornire, restituire le linee. Grazie, buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Allora, noi andiamo avanti e vediamo sul giornale, sempre sul Piccolo di Trieste, nelle pagine appunto della cronaca triestina, che si parla ancora di viabilità e di parcheggi, in questo caso Park alla Tripkovic, o quello che resta, insomma, la spianata al posto della sala Tripkovic, dal destino sospeso, in caso di proroga sosta a pagamento. Venerdì scade la concessione pubblica a Confcommercio, la decisione non è ancora presa e gli ostacoli sono molti. Qui parliamo appunto di Largo Santos e di questo esperimento che forse verrà prorogato, però se verrà prorogato lo sarà a pagamento. Vediamo ancora il sito in piazzetta Lucia era nato spontaneamente per il book crossing, giochi, vestiti usati, oggetti rotti, una discarica l'ex fontana dei libri. Don Rachi ci dice mancanza di senso civico e ha scritto no scovazze, il cartello eloquente apparso sull'ex fontana fra piazzetta Ortis e via Santi Martiri. La Federazione Logistica, la conferma di Pauletti come vice, rinnovo della fiducia per Antonio Pauletti, presidente
presidente della Confcommercio provinciale e dell'ente camerale della Venezia Giulia per la vicepresidenza nazionale di Federlogistica. Andiamo ancora avanti, sempre diciamo sulle pagine della cronaca di Trieste, il futuro e le sfide della città. Innovazione e attrattività dal Porto Vecchio alle rive per il futuro di Trieste. Qui vediamo il governatore Fedriga entra nel merito del grande progetto di rilancio guardando fino ai Carciotti. Cosolini, necessario riempire l'area senza svuotare la città. Questo è stato un po' il dibattito riguardo il Porto Vecchio e il suo futuro. C'erano molti esponenti. Per il Presidente della Regione il ruolo del pubblico è cruciale, dovrà tenere la regia. Il pubblico non poteva farlo da solo, ha detto, ma dovrà mantenerne la regia e massimizzarne le opportunità di crescita e innovazione, ha detto Fedriga, che entra nel merito del project financing proposto da Costin per la riqualificazione del Porto Vecchio, un'area sconfinata che non dovrà limitarsi, ha detto ancora, a essere un contenitore, ma a creare contenuti e servizi pubblici. Vediamo lo scambio anche di battute tra Bertoli e Famulari sulle priorità del recupero. Portiamo solo ciò che serve, sì, ma occorre più confronto. Insomma, qui vediamo la consigliera comunale Famulari del Partito Democratico e l'assessore appunto al Porto Vecchio Everest Bertoli. L'opinione degli esperti: quell'angolo diventerà la nuova casa dei giovani e solleverà la demografia. Gli interventi degli imprenditori e dei tecnici sulle prospettive di sviluppo dei 66 ettari, i cambiamenti dell'attuale scenario tecnologico si dischiuderanno opportunità senza eguali. Questo è il dibattito, il pubblico presente alla Piccola Fenice. Vediamo a sinistra c'è Roberto Cosolini, il rettore di Lenarda. Ci sono stati vari oratori, l'ex dirigente Toniati: gli enti rischiano di partire svantaggiati perché hanno meno conoscenze in merito rispetto al privato. Andiamo ancora a vedere confermate le regole per gli accessi al pedocin, un problema insomma tutto cittadino che ci fa sperare anche in questa giornata così di maltempo nell'estate. Fino a 750 posti per le donne, 440 per gli uomini. Il Comune definisce anche orari e prezzi. Si pagherà a partire dal 1° maggio, costo €1,20. Capienza e tariffe invariate al bagno lanterna nel 2025. L'apertura verrà estesa gradualmente fino alla fascia 7:30-19:30 in estate. Ogni adulto pagante consente l'accesso gratuito a 2 minori fino a 11 anni. Questa l'assicurazione insomma per quanto riguarda l'amato pedocin. Vediamo ancora da rugbisti professionisti al distretto per la salute. Dopo Trieste c'è Padova, raddoppia in Veneto il centro di personal trainer inaugurato un anno fa dagli ex compagni di squadra Morsellino e Conforti in via Torrebianca. Allora ancora vediamo la cronaca sempre di Trieste: 3 tentati furti prima di cadere dalla grondaia di via Tigor. Il ladro che era stato arrestato a Natale, il 36enne Nikolic, ora è ritornato in ospedale piantonato dagli agenti. Si torna qui su un caso appunto di cronaca che avevamo già trattato anche noi nei nostri telegiornali, così come ieri siamo tornati sul caso che ha impressionato molti riguardo l'aggressione e la rapina a quella signora anziana in via Foscolo, nella galleria di via Foscolo, che ieri abbiamo intervistato e ci ha raccontato appunto che sarebbe in grado di riconoscere il suo aggressore e l'abbiamo così intervistata con il nostro Gianluca Paladin. Risentiamo insieme l'intervista. Saprebbe riconoscere la persona se la rivedesse? Penso di sì, e 2 anni di amicizia, che non voglio dire chi, che lavora qua in Piazza Garibaldi, e abbiamo dedotto perché lui il giaccone l'ha buttato dentro anche stando nell'androne, è rimasto, mi ha domandato, era con una felpa bianca e mi hanno detto che è sempre qua in Piazza Garibaldi.
Laura Oselladore non ha dubbi, il suo aggressore lo riconoscerebbe e si tratterebbe di persona nota in piazza Garibaldi. Parla ai nostri microfoni la donna rapinata venerdì scorso in via Foscolo. Il video, diventato virale, mostra il malvivente. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un cittadino di origine nordafricana che in pieno giorno all'interno di un'androna si avvicina di soppiatto per strappare dal collo della 78enne la collanina d'oro, un regalo del marito. Laura ricorda benissimo quel momento. Lui è venuto dalla sinistra, non è che mi veniva dietro. E come sono entrata, lui all'improvviso si è presentato con la faccia 20 centimetri dal mio naso, no? E mi ha detto ciao zia, ma con un ghigno orribile, e mi ha strappato sta collana. Laura Oselladore è una donna molto impegnata, soprattutto nel volontariato, e conosciuta nella zona. Diverse sono le persone che l'hanno soccorsa dopo il grave fatto di cronaca. La 78enne abita da 50 anni in via della Raffineria, a 2 passi da piazza Garibaldi. Siamo in piena zona rossa, un'area della città tristemente famosa per episodi violenti, soggetta ai controlli rafforzati delle forze dell'ordine. Perché io vado 2 volte al mese che devo andare via Madonnina per un incontro, e ormai non vado più, perché un giorno era un gruppo di poliziotti, ho detto vado tranquilla, no? Erano 8 ragazzi bellissimi, ho detto vado tranquilla, era un posto di blocco così. Un altro giorno un cane, era il guinzaglio, ma mi ha salito, mi ha rovinato il cappotto, di questi tipi che erano seduti in questo bar qua, che era chiuso un mese, no? E allora cosa si deve fare? Insomma, non si può consigliare a uno vai fuori col coltello. E adesso, e dico la verità, dopo di notte ho pensato poteva avere il coltello, poteva chissà come finire. Ancora una notizia sempre dal Piccolo, 20 persone allontanate in 7 giorni, il bilancio dei controlli in zona rossa. I dati della prefettura raccontano di 648 verifiche in una settimana nelle 3 aree presidiate, provvedimento in vigore fino al 31 marzo assieme all'ordinanza antidegrado del Comune, una notizia che avevamo già dato anche noi nella giornata di domenica. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco. Riprendiamo la nostra rassegna stampa del mattino, sono le 7:35, allora torniamo sul Piccolo nelle pagine dell'attualità. Energia alle stelle, l'approfondimento di oggi: buona parte degli aumenti attuali sono dovuti alla speculazione, è un problema anche per le industrie, dice il Piccolo. L'incubo è tornato, l'industria del nord-est, quella energivora, acciaio, siderurgia, vetro, ceramica, chimica, fonderie, materie plastiche, ma non solo, e alle prese con l'ennesimo stress test causato dai prezzi dell'energia elettrica. Questo è l'approfondimento di oggi. Industria sotto pressione, bollette meno care separando il prezzo di gas e rinnovabili. Gli obsoleti meccanismi di determinazione delle tariffe contribuiscono a gonfiare i costi delle utenze che quest'anno saliranno almeno del 15%. Allora, sul DDL per il nucleare un percorso a ostacoli sul provvedimento allo studio appunto del governo. Qui si parla invece del mondo del lavoro, sciopero e presidio alla Flex, salvare i posti di lavoro, dipendenti e sindacati davanti allo stabilimento di Trieste. Oggi il tavolo a Roma, vendita a Faircap già conclusa, grave, dal governo serve una reazione forte, così hanno detto ieri appunto i sindacalisti che abbiamo intervistato anche noi con il nostro Gianluca Paladin, che era proprio davanti alla sede della Flex per questa manifestazione organizzata dai sindacati per tornare a porre l'attenzione proprio sul problema di questa industria e delle altre in crisi qui a Trieste. Allora rivediamo insieme il servizio. Tutta la città dovrebbe protestare per questa situazione disastrosa che sta succedendo qui a Trieste. Cioè, tutte le fabbriche stanno chiudendo, nel tempo di 3 mesi ha chiuso Tirso, adesso Flex, l'industria sua a Prosecco, cioè
veramente non è rimasto più niente. In presidio organizzato qui con alle spalle le persone, sindacati e lavoratori della Flex, ma anche di Tirso e di U-Blox, quindi in segno di solidarietà perché condividono di fatto una situazione drammatica. L'allarme dei possibili esuberi che potrebbero esserci con il passaggio alla nuova proprietà. 350 le persone coinvolte. Come state vivendo questa situazione? Male. Guarda, c'è anche il direttore lì che ci guarda dalla porta lì che scruta male, una presa per il culo incredibile. La situazione è abbastanza grave, oggi vediamo, stiamo manifestando per dare un po' il monito alla città perché comunque la nostra realtà delle telecomunicazioni la manifatturiera è una realtà molto importante qua a Trieste. Un uomo della Tirso, uno dei pochi, condividete una situazione drammatica anche voi? Siamo tutti accomunati da questa crisi e noi speriamo che si risolva, che adesso abbiamo qualche speranza, però diciamo che la situazione è grave per il territorio. La nostra società, siamo 200 persone, rischiamo tutti il posto di lavoro. Oggi siamo qua in solidarietà dei colleghi lavoratori della Flex, insieme a più di mezzo migliaio di persone che rischiano il lavoro e questo territorio non può permetterselo. Che c'è molta attesa per domani, dove c'è il tavolo ministeriale per fare il punto della situazione. I sindacati hanno parlato di atteggiamento irresponsabile di Flex, sta disimpegnando appunto lo stabilimento di Trieste e poi appunto bisognerà passare alla nuova proprietà, il fondo tedesco, che però già prima, ancora prima di presentare un piano industriale, avrebbe già ventilato l'ipotesi di esuberi strutturali. Qua, se sommiamo solo Flex e U-Blox insieme fanno più di 500 posti di lavoro. Noi non abbiamo alternative di nessun tipo, quindi è una situazione difficilissima. Sembra che le cose qui siano andate avanti nell'assoluta noncuranza da parte di Flex, di questi inviti da parte del governo, e quindi noi ci aspettiamo che domani qualcuno ci dica che i giochi sono già fatti ed è molto grave questo. Sicuramente dovremmo scendere in piazza perché ormai è ora di finirla. Trieste non c'è più niente, ormai è rimasto, vive solo di turismo, ma sappiamo benissimo che una città non può vivere semplicemente di turismo, ci deve essere anche l'industria e l'industria sta morendo a Trieste. Allora, torniamo a leggere i giornali, andiamo sul sito di Trieste Prima per un nuovo caso di truffa, uno dei tanti che ci sono in questo periodo. Mandi 60.000 euro, liberiamo suo figlio, anziana truffata, ancora a Muggia nel mirino. L'episodio è avvenuto in Borgo Zindis, nel comune di Muggia. Il truffatore si è fatto consegnare 700 euro, ma al telefono il complice ne aveva chiesti 60.000. Allora, torniamo al piccolo, vediamo il piccolo di Trieste, ancora gli 80 anni del club alpinistico triestino tra montagne, grotte e bunker antiaerei, le iniziative del sodalizio che gestisce la Kleine Berlin. Dal 1945 esplorazione, ricerca, tutela dell'ambiente e didattica. Muggia si prepara al carnevale, modifiche al percorso in arrivo, l'evento, le condizioni delle strade e le potature degli alberi. Manca ancora più di un mese alla sfilata della 71esima edizione del Carnevale, ma a Muggia si procede a sprombattuto con i preparativi per arrivare pronti al 3 marzo, giorno durante il quale l'ingegno messo in campo nel capannone di via di Trieste si manifesterà attraverso i lavori ai tanti carri allegorici che sfileranno lungo il percorso. Sempre a Muggia vediamo le paratie nel Mandracchio, rischio acqua alta a Muggia. Ieri sera nella zona del Mandracchio sono state montate le paratie in via precauzionale, stamattina tra le 8 e le 8:30 è previsto un picco d'alta marea. La foto qui vediamo si riferisce alla sperimentazione delle paratie avvenuta l'anno scorso, noi avevamo fatto vedere quelle proprio montate ieri sera. Muggia, mangimi antifecondativi per debellare i colombi, è stato affidato all'associazione acquirenti OPS di Udine il servizio di controllo della proliferazione dei colombi. Sempre a Muggia il progetto contestato, raddoppio della galleria, l'incontro in Sala Millo, il gruppo alternativo
Alternative Galleria organizza per domani alle 17:30 un incontro pubblico alla Sala Millo sul tema del raddoppio della galleria che incontra una certa contestazione. Da Contovello a Barcola, via il rilancio dei sentieri grazie al progetto da 350.000 euro per potenziare i muretti e gli impianti idrici. Si punta anche alla riqualificazione dei percorsi tra i vigneti a partire dalla natura. L'obiettivo è ridare vitalità all'area che si allunga verso Santa Croce. Vediamo il tradizionale evento di inizio anno, l'Unione Slovena traccia la linea, dialogo con il governo Meloni. Qui vediamo la platea gremita all'incontro di inizio anno proprio dell'Unione Slovena. Torniamo sul piccolo di Gorizia, allora parliamo per quanto riguarda la nostra regione, la politica e la sanità in Friuli Venezia Giulia, il piano oncologico, via libera dei comuni, Gorizia però è contraria. Il Consiglio delle Autonomie ha approvato il documento senza la tabella. Astenuti Udine, Latisana e San Canzian di Sonso. Dice no anche Mossa. Con il voto contrario di Gorizia e Mossa e l'astensione di Udine, Latisana e San Canzian, il Consiglio delle Autonomie locali ha approvato il piano della rete oncologica regionale che mercoledì sarà discusso in terza commissione. Venerdì potrebbe essere approvato dalla giunta guidata da Massimiliano Fedriga. Qui leggiamo la preoccupazione di Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. Vi è la preoccupazione che penalizzando urologia e chirurgia generale nel presidio di Gorizia e Monfalcone si possa compiere un altro passo ingiusto verso il ridimensionamento del nostro ospedale. Chiediamo, osserva il sindaco Ziberna, che venga costituito il tavolo di coordinamento coinvolgendo anche tutti i capi dipartimento chirurgici della regione e quindi tecnici chirurghi oltre che oncologi. Questa è la richiesta appunto del sindaco Ziberna, che si è detto contrario al piano. Vediamo che la nave scuola torna di nuovo a Trieste, dalle frecce tricolori alla parata di barche. Barcolana prepara la festa per il Vespucci. Un'edizione speciale della regata saluterà l'arrivo del veliero il 1° marzo. Dal capoluogo partirà poi il tour mediterraneo che toccherà tutta Italia. Velisti appassionati scorteranno lo scafo dal Faro della Vittoria verso Piazza Unità. Il Golfo di Trieste sarà protagonista del rientro in Italia di nave Vespucci. Questa è la bella notizia per chi ama appunto il genere. Andiamo ancora avanti, andiamo alle pagine di Gorizia. Qui saltiamo un attimo quelle dell'economia per farvi vedere quelle isontine. Eccole qui. Allora, verso la capitale europea della cultura, Confcommercio esorta negozi e bar ad aprire nel weekend di Go 2025. Pressing delle associazioni di categoria in vista dell'inaugurazione dell'8 febbraio. In arrivo lettere a tutti gli esercenti. Madriz, Gorizia sia illuminata e festosa. La direttrice Paoletti: stiamo approntando un piano semestrale, gli associati saranno i testimonial di quanto sa offrire la città. Gaier della FIPE: giusto motivare i titolari dei locali, ci piacerebbe però avere più dettagli sull'organizzazione. C'è anche insomma qualche critica. Vediamo, alla città non si chiede di cambiare volto ma di essere dinamica, l'auspicio dello storico d'arte Veneziani. Da questo evento mi aspetto una tempesta di stimoli da sfruttare per valorizzare ciò che già c'è. Milano partecipa alle iniziative Confinanzer Flori. Milano partecipa appunto a Gorizia a Go 2025 con un cartellone di eventi per riflettere sul tema dei confini, sconfinamenti e riconfinamenti promossi dall'assessore alla cultura della regione Friuli Venezia Giulia con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flori. Un viaggio da fare 2025 Friuli Venezia Giulia e Go 2025 verso una cultura di frontiera. Questo è il titolo dell'iniziativa. La giornata della memoria nell'Isontino, medaglie in auditorium e preghiera a Val di Rose nel ricordo senza confini, riconoscimenti a 11 internati tra cui Decio catturato a soli 16 anni mentre era al cinema, autorità italiane e slovene per la prima volta insieme nel cimitero ebraico di Nova Gorizia. Noi ieri abbiamo seguito 2 delle cerimonie dell'Isontino, una a Gorizia e una a Monfalcone, con la presenza anche del rappresentante della regione, l'assessore Callari, l'assessore al patrimonio. Possiamo forse rivedere insieme il nostro servizio dedicato proprio alla giornata della memoria sia a Gorizia che a Monfalcone, una breve
resoconto della giornata di ieri. Non vedo ancora pronto il servizio, eccolo qui, sì, allora lo possiamo rivedere insieme. In questa giornata Gorizia, capitale europea della cultura con Nova Gorica, diventa anche il simbolo della cultura della non discriminazione e della difesa dei valori di libertà, democrazia, oltre che della nostra identità cristiana che vuole sempre promuovere il rispetto dell'altro e mai dimenticarsi delle grandi tragedie della storia, come è stata la Shoah. Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale al patrimonio Sebastiano Callari a Gorizia, partecipando alla presenza delle autorità civili e religiose cittadine alla cerimonia di deposizione di una corona al monumento dei deportati in Germania, organizzata in occasione della giornata della memoria. Gli ha fatto eco nel suo discorso ufficiale il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, che ha condannato le strumentalizzazioni della tragedia da qualsiasi parte provengano, ha detto. Sempre in rappresentanza dell'amministrazione regionale, l'assessore Callari ha poi preso parte alla cerimonia commemorativa a Monfalcone, organizzata dall'amministrazione comunale davanti al cippo dei deportati nel cimitero locale. Un territorio, è stato ricordato, in cui convivono diverse culture e diverse religioni. Alla cerimonia, introdotta dall'assessore comunale Sabina Cauci, hanno preso parte anche alcune classi di studenti delle scuole monfalconesi. Allora torniamo al giornale, sempre a Gorizia. Il Comitato Salute non molla, assemblea bis su cardiologia. Si svolgerà giovedì in sala incontro con esperti e rappresentanti del comune, Adiconsum e Federconsumatori. Basta ridimensionare i servizi sanitari, dicono. Questa è l'ampia partecipazione di pubblico alla recente seduta del Consiglio Comunale destinata proprio alla chiusura dell'unità coronarica intensiva di Gorizia. Andiamo a Monfalcone. In via San Francesco, museo archivio sulla storia della città. Comune pronto ad acquisire la casa dell'Unuci per farne un nuovo polo espositivo collegato a Galleria Rifugio e Parco della Grande Guerra, partita da 300.000 euro. E ancora medici di base, sabato scatta l'avvicendamento, la cessazione di Surace e subentro di Campagner. L'assessore regionale ieri al San Polo al via il corso triennale di medicina generale. Ancora la CGIL prepara il post Casotto, Ferletti in poll verso il voto, si rinnovano i vertici appunto del sindacato, in arrivo da Roma i saggi in vista dell'Assemblea Generale delle consultazioni per il successore dell'uscente in proroga da ottobre dopo 8 anni di reggenza. Allora, torniamo ancora, guardiamo ancora la pagina di Monfalcone, pronti moduli di servizio per i portuali ex articolo 17 dell'impresa Alto Adriatico, ma dicevo torniamo alle pagine dell'edizione di Trieste, eccole qui, per vedere che in realtà ci sono delle notizie di economia, eccole qui. Allora abbiamo già parlato delle bollette meno care separando il prezzo di gas e rinnovabili, volevo andare alla pagina, eccola qui, dell'economia, ancora un attimo di pazienza. Dunque qui siamo invece agli esteri, eccolo il tour del ministro Giorgetti, questa è la pagina dell'economia per tastare il polso alle imprese. Domenica cena nel Pordenonese con gli industriali, ieri invece incontri in regione alla Fantoni e alla PMP. Questo è il giro del ministro in Friuli Venezia Giulia, accompagnato anche dagli esponenti dei vertici della giunta regionale. Esercizio 2025 per quanto riguarda Fincantieri, Intermonte potrebbe tornare presto a distribuire dividendi, la Fincantieri così ha riferito. Poi Mediobanca sull'OPS Montepaschi, CDA pronto al rifiuto, troppi rischi. Il board di Piazzetta Cuccia si riunisce oggi per dare una valutazione sull'offerta arrivata dall'Istituto di Siena. Intelligenza artificiale, AI, panico high tech, la cinese DeepSeek spaventa i big degli Stati Uniti e scuote le borse. Il boom della piccola app che inquieta l'Occidente. Creata in 2 mesi, la più scaricata e supera ChatGPT.
Trionfo di Nvidia a Wall Street, tonfo scusate, a Wall Street meno 17%, male anche l'Europa. Qui vediamo appunto tutta l'analisi dopo l'uscita di questa nuova app di intelligenza artificiale. Per il lavoro aumenti per gli statali ma sindacati spaccati. Dicevamo prima, abbiamo visto nelle pagine invece di Trieste e in particolare del comune di Muggia che sono state montate le paratie anti-acqua alta. Per la giornata di oggi si prevede a cura dell'ARPA Osmer regionale una giornata di maltempo, in particolare con piogge intense nel Friuli e nell'Isontino, ma anche a Trieste. Ci sarà anche scirocco, sta già soffiando in realtà lo scirocco, qualche problemino l'ha già dato, infatti prima nel collegamento con l'ispettore Lionello Schillani abbiamo parlato anche di una recinzione caduta sulla strada in Via della Pietà, ma rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin dedicato proprio al maltempo in arrivo e quindi con le previsioni del meteorologo Sergio Nordio. Sì, c'è un peggioramento abbastanza consistente che interesserà tutta la regione nelle prossime ore. Allerta meteo gialla su quasi tutta la regione da stasera e per tutta domani a causa di una depressione atlantica che porterà forte vento da sud, in arrivo anche piogge abbondanti soprattutto fra l'Isontino e il Friuli. Per quanto riguarda la fascia costiera, attenzione a possibili mareggiate a causa dello scirocco, prevalentemente a Grado e Lignano, e al fenomeno dell'acqua alta fra Trieste e Muggia. Le temperature non caleranno e rimarranno alte per il periodo. Questa depressione però per noi non porta freddo, ma porta correnti da sud-ovest abbastanza sostenute, anche forti, che diventeranno progressivamente più umide. Quindi già in serata delle piogge che diventeranno poi via via più consistenti, soprattutto nella mattinata di domani, martedì, piogge che saranno appunto anche intense, molto intense sull'alta pianura e sulla fascia prealpina, decisamente più attenuate sulla costa. Questo perché, come dicevate anche voi, comincerà a soffiare scirocco, che diventerà anche questo progressivamente più sostenuto, a tratti anche forte nelle ore centrali di domani, vento che però porterà anche delle mareggiate, come sentivamo, mareggiate che saranno più probabili fra Lignano e Grado, quindi sulle coste esposte. Questo tutto un po' in concomitanza anche con un picco di marea, quindi nelle ore diciamo di tarda mattinata di domani ci aspettiamo anche un possibile acqua alta che diciamo localmente insomma potrebbe superare i livelli diciamo di guardia. Per quanto riguarda la montagna arriverà neve, però solamente ad alta quota, vista appunto la massa d'aria molto mite. Ci aspettiamo nevicate anche abbondanti, oltre i 1800 metri sulle prealpi e intorno ai 1400-1500 metri sulle zone alpine più interne. Allora, torniamo alla lettura dei giornali, diamo uno sguardo a quelle che sono le pagine del Corriere della Sera dedicate a Gaza, quello che accade in Medio Oriente, il grande ritorno, 200.000 in marcia, ci sono anche delle foto appunto dei profughi che tornano a casa, piedi sui muli, pieni di fagotti, il gigantesco controesodo verso nord. Qui vediamo anche alcune foto impressionanti, le abbiamo viste anche nelle prime pagine dei quotidiani. Oltre la tregua, Hamas allenta la sua presa, Rafah torna alla missione dell'Unione Europea, anche l'Italia invierà un contingente. Andiamo ancora sempre tra le pagine del Corriere della Sera, Medio Oriente in fiamme, soluzioni creative, parole giuste, così abbiamo sbloccato l'accordo. Il portavoce del premier qatarino, c'è un meccanismo rapido di risoluzione dei problemi. L'UE rinnova le sanzioni a Mosca e qui siamo all'altra guerra, la guerra in Europa, l'Ucraina. Orbán toglie il veto dopo il post di Trump senza garanzie sulla ripresa del transito del gas russo via Kiev. Ancora vediamo, scusate, ho saltato la pagina, il metodo Donald, dazi, annessioni, vendette, dietro le minacce c'è una sua logica, c'è l'analisi dopo gli annunci dei giorni scorsi. Diplomazia, il tycoon sceglie di creare imprevedibilità per ottenere accordi
modi migliori, è una tecnica di business in sostanza. La Premier ricorda la Shoah, abominio, complicità fascista, ha detto Giorgia Meloni, polemica, comunità ebraica, ANPI a Roma, scritte anti-ONG, antisemitismo, piano del governo. Qui vediamo, sono quella di allora, vado avanti senza paura, la tenacia di Liliana Segre, la testimone, gli insulti non mi deprimono. Qui vediamo Liliana Segre che ha 94 anni, superstite dell'Olocausto e testimone della Shoah, è stata nominata senatrice a vita nel 2018 dal presidente Sergio Mattarella. Ancora qui vediamo le celebrazioni appunto per il giorno della memoria, non dimenticateci le voci dei 56 superstiti e l'omaggio dei leader ad Auschwitz 80 anni dopo, le urla mi perseguitano ancora. Il Meloni e la missione araba, l'opposizione rinfaccia tutto, chiusi accordi strategici, la Premier non c'è contraddizione con le cose che dicevo in passato. Un pezzo di Fratelli d'Italia mi vuole fuori, chi se ne frega, non mi dimetto. A parlare la ministra Santanchè e le parole di Meloni sul possibile impatto sul suo lavoro. L'impatto lo valuto io, replica agguerrita. L'esercito che assedia Schlein per Palazzo Chigi, corra un altro, i segnali da Prodi a Franceschini, ma la leader li liquida, stiamo già costruendo la strada. Nordio e Piantedosi, risposta in aula su Al-Masri, a gennaio boom di sbarchi, domani l'informativa in meno di un mese più 136% di arrivi. Ancora le ferrovie, treni, guasti e ritardi tra Roma e il sud. Allora torniamo sul piccolo ma nelle pagine dello sport per parlare del basket, la zampata di Tonut, il triestino decisivo contro i biancorossi, stavolta non abbiamo sottovalutato Trieste, la sua forza è il gioco diverso dalle altre. Per quanto riguarda il basket di Serie A, noi ieri abbiamo trasmesso il servizio appunto su questa partita del basket vinta da Milano proprio grazie alla zampata, come titola qui il piccolo, la zampata del triestino Tonut, Stefano Tonut, che ieri abbiamo anche sentito e poi al microfono. Non so se è possibile rivedere insieme il servizio dedicato proprio alla partita di basket tra Milano e Trieste. Eccola qui. E proprio il mulo Stefano Tonut a fare più male alla Pallacanestro Trieste nel match di ritorno al Forum. I suoi 12 punti senza errori per 20 di valutazione, più una difesa da top d'Eurolega, quasi tutto nell'ultimo quarto, sono quelli che hanno condannato i biancorossi, che avevano accarezzato a lungo il sogno della doppietta vincente contro le scarpette rosse. La squadra di Messina non solo vince, ma ribalta pure a suo favore la differenza canestri con l'87-74 finale, frutto di un ultimo quarto perfetto in cui l'attacco della squadra di Christian si inceppa portando a casa solo 6 punti in 10 minuti. Peccato soprattutto perché la partita fino al 30° aveva raccontato una storia ben diversa, quella di una squadra che ha giocato alla pari con Milano a partire da uno start in cui è stata capace di innescare Johnson a ripetizione sotto il ferro e sfruttare la vena al tiro di Brown. Nel botta e risposta di talento con Lidei e soci il primo parziale si è chiuso sul 25-23, poi è partito il festival delle triple con Ruz ad aprire le danze, mentre riappariva con un minutaggio più ampio Reyes e l'estro di Valentine a santificare dall'arco il primo solido vantaggio giuliano. Con l'ennesima tripla di Markel Brown la truppa triestina è volata addirittura sul più 10, solo la messa in proprio di Shields con 8 punti in fila ha permesso ai padroni di casa di rientrare e chiudere a metà gara sul 46 pari. Nella ripresa ancora spettacolo con il guitar move di Valentine ad accordare bolidi da distanze siderali e Gillespie sul fronte opposto a sfruttare spazi in area un po' troppo facilmente concessi. È Harmony Brooks a mettere i canestri più importanti che fanno chiudere i lombardi sul più 4 dopo 30 minuti. Poi lo show di tonno sui 28 metri tra canestri, falli subiti e recuperi con l'ottimo ingresso in campo di Caruso. Sul più 11 a 6 minuti dal termine con una Trieste che non segna più è già virtualmente finita, anche se Brooks e soci si sbattono fino alla fine senza fortuna per mantenere almeno la differenza canestri che invece evapora negli ultimi possessi alla Scala del basket. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo in compagnia della nostra prima ospite che sarà Alessandra Ricchetti del Movimento 5 Stelle.
Bentornati in diretta, siamo ancora insieme a Sveglia Trieste, sono le 8:05 del mattino, abbiamo ospite in studio Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, buongiorno, ben arrivata. Buongiorno a tutti. Allora, grazie di essere qui, stavamo parlando un pochino così fuori onda di quelli che sono gli articoli oggi sul giornale, c'è questo approfondimento, l'abbiamo letto prima, riguarda le zone rosse, i controlli in zona rossa, 20 persone allontanate in 7 giorni, insomma i primi risultati li avevamo già anticipati domenica con un servizio del nostro Gianluca Paladin. Qual è la sua opinione, insomma, dell'adozione di queste zone rosse in città e dei controlli, insomma, che oggi sono così messi in numeri sul giornale? Beh, allora partiamo dai dati concreti e dalle percezioni, direi. Sì. C'è sicuramente una percezione da parte delle persone di criticità e i fatti confermano, nel senso che ci sono episodi di vario genere che riguardano microcriminalità e atti di vandalismo. Diciamo le persone quando leggono le notizie giustamente li mettono tutti insieme, anche se hanno delle origini ben diverse, no? E probabilmente anche degli attori molto diversi. È possibile, infatti. Allora io ho percepito, perché mi piace sentire anche cosa pensano le persone, ho parlato un pochino con le persone e c'è tanta inquietudine. L'episodio anche della signora anziana, fra l'altro estremamente vigorosa, perché infatti l'abbiamo anche intervistata, a dispetto di tutto una persona estremamente vigorosa che mi ha colpito, mi ha anche fatto tenerezza anche perché sia io che mia madre abbiamo subito aggressioni, si sta parlando di però di 20 anni fa. Entrambe una ventina d'anni fa, e gli attori non erano stranieri, erano in entrambi i casi italiani, almeno che nel mio caso erano napoletani, almeno che non riteniamo che fossero stranieri, perché ma no, era una battuta ovviamente per sdrammatizzare. Quindi episodi c'erano episodi anche violenti, insomma, però la percezione che c'è adesso è di grande inquietudine. Le persone hanno paura di andare per strada. Ora, facciamo un'analisi di quello che però sono le zone rosse. Io ho percepito che la presenza ho percepito, parlandone con le persone, la presenza dei militari, dell'esercito, in tutti quelli con cui ho parlato, come dire, avvalora il fatto che ci siano dei problemi. Cioè, è quasi un boomerang da un certo punto di vista, perché le persone dicono, caspita, se dobbiamo ricorrere all'esercito vuol dire che la situazione è, qualcuno aveva usato il termine anche fuori controllo, no? Perché se dobbiamo mettere l'esercito... Esatto. Allora, io vorrei fare invece un commento così un pochino più ragionato. Se andiamo a vedere quello che è successo con la signora anziana, la signora hanno rincorso chi ha colpito, che si è diretto verso una zona rossa. Non era in una zona limitrofa e si è diretto, è scappato nella zona rossa. Chiaro. Quindi c'è qualcosa che non sta funzionando. Perché anche chi ha inseguito questa persona ci ha raccontato, poi l'abbiamo intervistato, uno dei signori, insomma, che hanno inseguito questo ragazzo, ci ha raccontato che non c'erano pattuglie, non c'erano pattuglie, e quindi anche qui andrebbe fatto un ragionamento.
E quindi era in piena proprio zona rossa. Era in piena, cioè la zona dove è stata era proprio limitrofa, però sì. guarda caso, quindi c'è qualcosa che non sta funzionando e se c'è il telefono, e dopo lo riprendiamo, riprendiamo perché vi racconto ancora alcune cose. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite. Buongiorno Fulvio. Guardi, io non ho mai diretto squadre di polizia o dell'esercito, niente, ho fatto la leva militare, quindi quello ho imparato. Però se non si vive il territorio non serve mandare gruppi di 3, 4, 5 vigili o carabinieri o polizia. Devono girare, devono vivere il territorio, non sarà risolvibile in 1 o 2 giorni, ma dopo una settimana, 10 giorni parlando con chi vive il territorio si riesce a capire qualcosa. È anni che si parla, io portavo sempre l'esempio del maresciallo Scalabrin a Servola. Lui andava a fare la spesa, lui viveva a Servola, poi aveva anche altri interessi, per l'amor di Dio. Ma c'era la caserma di carabinieri e lui faceva il giro a piedi, sentiva, parlava, vedeva se c'era qualche faccia nuova. Adesso sarà un po' più complicato, non dico di no, ma le cose così non stanno andando bene, non serve mettere gruppetti di 4-5 poliziotti. Adesso ci sono dei sistemi con cui si può comunicare anche stando da soli. Un poliziotto non deve intervenire immediatamente a meno che non ci sia un grave pericolo, ma deve chiamare subito i rinforzi. Questa è una cosa. La seconda cosa, non è possibile che nel territorio libero di Trieste, con le peculiarità del trattato di pace, ci siano tanta gente che stanno perdendo il lavoro. Non è possibile l'omertà, non è possibile i politici, ma qualsiasi persona deve dire: cari signori, noi abbiamo queste peculiarità che ci vengono dal trattato di pace, questa è la salvezza per la nostra gente, per i nostri giovani. Non si può più stare zitti, non è un fatto politico, è un fatto di onestà, è un fatto di onestà. Basta tirar fuori gli allegati del trattato di pace che è legge della Repubblica Italiana. Se il più bel paese del mondo sta andando alla deriva, non è colpa nostra. Se ci hanno dato una ricchezza con il trattato di pace, non è colpa nostra. Colpa nostra è non attuarlo per salvare la nostra gente. Quella è la colpa. Grazie Fulvio. Non si può più nascondersi dietro a un dito. Grazie della telefonata. Allora, questo è l'intervento di Fulvio che parte dall'attualità, no? È ottimo, perché io ringrazio Fulvio perché ha puntato il dito nella direzione in cui volevo andare, e che è nella direzione anche in cui va la mozione urgente che ho consegnato oggi. La questione non è creare delle aree che vengono considerate rosse, che così può sembrare anche, diciamo, mediatico come comunicazione, no? Le aree rosse e così via. La questione è che bisogna affrontare il problema alla radice, e ha citato subito quello che è la prima richiesta che io faccio. La prima richiesta che io faccio di impegno, di indicazione della Giunta, è di considerare la riattivazione del vigile di quartiere, perché ha detto bene Fulvio, non servono i dispiegamenti di forze che sembrano più, diciamo, orientati a dare messaggi di stiamo facendo qualcosa, siamo presenti sul territorio. Poi vediamo che nell'efficacia, come abbiamo visto per Via Foscolo, non sono stati tali. Serve una figura che viva il territorio, qualcosa che c'era già. Quindi non basta semplicemente riprendere. Qual è la differenza? Lo ha citato bene Fulvio, il signor Fulvio, e il fatto di presidiare il territorio, conoscere il territorio e parlare con le persone, con le associazioni, vedere dove ci sono le criticità, segnalare dove ci sono le aree di degrado poco illuminate, perché ci sono tante situazioni che possono
come azioni che possono essere fatte e che io per ora non vedo. Allora si sta facendo un qualcosa che sembra più, come dire, di comunicazione verso le persone, e anche lì direi non è efficace, perché la presenza di militari può dare l'impressione che non si ha sotto controllo la situazione. Si sceglie di in qualche maniera creare un perimetro. Signori, nelle altre città dove è stata creata l'area rossa, la microcriminalità si è spostata dove? Nelle zone periferiche, insomma non è abbastanza... è un fenomeno che abbiamo già visto. È un fenomeno già visto in altri comuni d'Italia, quindi qualcosa con le zone rosse, con il meccanismo di fatto non funziona. Fra l'altro, vogliamo guardare i dati? Sì, delle 20 persone che sono state in qualche maniera allontanate, solo il 2%, solo il 2 di quelle 20 erano legate allo spaccio, quindi al problema iniziale. Quindi, come dire, vuol dire che tutto il resto non è l'azione che è stata creata non sta andando nella direzione corretta di prevenzione e di andare a individuare il problema. Ed è per questo che ho depositato questa mozione che tocca i 3 punti. Dicevo, prima il vigile di quartiere, perché è quello che crea il rapporto con il territorio. Chiaro. E dà risposte, come dire, di rassicurare le persone. C'è, è presente, è conosciuto soprattutto. E conosce il territorio, no? E conosce il territorio. Poi bisogna agire su quelle che sono le motivazioni e quindi andare a individuare le motivazioni e poi monitorare quello che si sta facendo e vedere come migliorare la questione. Deve essere integrata la cosa con le associazioni del sociale, con il servizio del sociale del comune, perché solo in questa maniera riusciamo a integrare, diciamo, fare un'azione che sia assolutamente efficace, no? Chiaro. E quindi adesso, senza entrare nei termini... Allora, c'è un'altra telefonata, sentiamola. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Maurizio Iannarelli, buongiorno. Buongiorno Maurizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi permetto intanto di salutare, di dare un buon proseguimento di chiacchierata, vista anche la mia esperienza passata di operatore delle forze dell'ordine e anche in qualità attualmente di presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Trieste, in merito all'importante osservazione fatta dall'ospite relativa al controllo del territorio, meglio della presenza del poliziotto, del carabiniere, del vigile di quartiere. Ricordiamo che c'era, naturalmente i risultati erano importanti perché si creava proprio quel rapporto di empatia con la cittadinanza, si conoscevano molte cose naturalmente di quello che succedeva, insomma era un vecchio modo di fare, tra virgolette, polizia. Sicuramente, senza entrare in polemica con nessuno, ma proprio per essere obiettivi, la spending review, ma soprattutto anche una riduzione degli organici, la mancanza del turnover, eccetera, almeno per quel che riguarda il comparto della Polizia di Stato e anche dei Carabinieri e della Finanza, ha comportato logicamente un venir meno di risorse umane. I presidi sul territorio sono mancati e di conseguenza è mancato proprio anche questo controllo diretto, quotidiano, de visu. Diceva bene il signore prima la presenza di Scalabrina a Servola, punti di riferimento, persone importanti. Purtroppo qui la politica ha grosse responsabilità, e tutti, da A alla Z. La sicurezza, ho sempre detto, anche quando facevo sindacato, non ha costi, o meglio ha tanti costi, ma non deve avere colori, deve essere intesa come un'opportunità di crescita per valorizzare le potenzialità di una società e di una nazione, appunto, andando così a parlare, ma soprattutto bisogna tenere presente sempre che chi è in strada, cioè il rapporto, i poliziotti, i carabinieri, i vigili del fuoco, il poliziotto locale, sono persone al servizio della collettività, trascurano il proprio tempo, naturalmente i propri affetti, lo fanno con passione, con difficoltà di mezzi, risorse economiche,
Non voglio entrare nelle polemiche degli ultimi mesi, chi ha ragione, eccetera, eccetera. Ricordo che di recente ho partecipato anche a un convegno di una delle più importanti sigle sindacali del comparto della sicurezza della Polizia di Stato, dove si parlava dell'importanza dell'umanità. Ecco, a volte manca questo rispetto verso l'uniforme. Questo fa più male. Naturalmente, ripeto, bisogna partire da tanti anni addietro. Parlo a livello nazionale, logicamente. Certo. Il problema è sempre stato considerato, e lo è ancora, un problema emergenziale, quello dell'immigrazione. Non è vero, è strutturale. E ha ragione la Richetti quando dice che bisogna fare rete, perché soltanto facendo rete si può crescere e si può dare le opportunità a tutti di crescere e di trovare i propri spazi. Grazie. Grazie a Maurizio Iannarelli, insomma un operatore della polizia, anche se lui dice ex, insomma da poco. No, si percepisce la passione e quindi non è ex assolutamente. Per il proprio lavoro, no? Per il proprio lavoro, sì. E non posso che condividere assolutamente tutto quello che ha, pari per tutto quello che è stato detto. Assolutamente, si è risparmiato con la spending review in maniera sbagliatissima. Io l'ho sempre detto, l'ho visto non solo nell'ambito della sicurezza, ma nell'ambito dei servizi dell'istruzione, della scuola, dell'università, della ricerca. È stato, a mio avviso, veramente una scelta poco accorta, perché lo Stato, quando è in difficoltà, deve ottimizzare sicuramente le spese, ma invece deve investire per poter far crescere la comunità e creare, generare movimento e lavoro. Quindi sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo anche le analisi, perché ci siamo un po', appunto, siamo andati in quella direzione del creare rete. Volevo fare una riflessione ulteriore rispetto alle zone rosse. In pochi... È comparso qualche articolo sul Piccolo anche qualche giorno fa, e io ci avevo riflettuto subito, avevo detto ma caspita, cioè la ordinanza sindacale, no? Ha creato questa chiusura dei locali a mezzanotte. Tipo di scelta che va di fatto a penalizzare soprattutto le persone, diciamo, oneste, cioè gli esercenti che in qualche maniera danno servizio e che da questo tipo di ordinanza sindacale saranno penalizzati. Non è stato, secondo me, affrontato con visione non ha visione questo tipo di ordinanza, perché questa è una città turistica, non puoi chiudere a mezzanotte se, come dire, vai a penalizzare anche te stesso come vocazione turistica, appunto, della città. Ma poi vai a penalizzare anche quelle persone che desiderano socializzare anche dopo mezzanotte, ma che presidierebbero il territorio. In queste occasioni è fondamentale presidiare il territorio, quindi la presenza. Ora, come capite, sono critica rispetto a delle scelte che chiaramente vogliono, quelle delle zone rosse e l'ordinanza sindacale, vorrebbero agire su quelle che sono state gli episodi degli ultimi anni, o anche sulla classifica di Trieste rispetto alla sicurezza, la percezione della sicurezza, ma anche tutte le denunce rispetto alla sicurezza. Però parliamone. Non è con la zona rossa che si risolve la questione dell'aumento delle violenze domestiche. Signori, non serve nulla quella situazione lì. E cioè ci sono gli atti vandalici, non sono nell'area, diciamo, centrale di Trieste. E quelli, a che risposta stiamo dando? La percezione della sicurezza delle persone è complessiva, e quindi bisogna fare
prevenzione veramente rispetto a questo disagio sociale. Diverse perplessità insomma su questo strumento, ce le racconta anche Francesco che scrive: buongiorno, cosa significa 20 allontanati dalla città, che gli danno un bel foglio di via con il quale dice si puliscono le scarpe, ci vuole, temevo qualcos'altro, ecco, no, ma c'è scritto così, è stato gentile signore, ci vuole il pugno duro, posso assicurarvi che nei paesi di provenienza le cose vanno in maniera differente, avendo lavorato all'estero anche in Africa. Sono culture diverse, difficilmente integrabili, dice il signor Francesco. Non si cambiano le regole del gioco o si cambiano le regole del gioco o non se ne esce. Guarda caso in Slovenia, Croazia, in Austria non ne vedi uno. Grazie e buon lavoro. Insomma, questa è l'analisi del signor Francesco su questa questione. Anni di Lamorgese dimettiti, scrive invece Davide, quando viviamo in una bolla propagandistica, ieri tutta colpa del ministro, nelle città colpa del sindaco, a seconda del partito, sempre sulla questione sicurezza e immigrazione anche in qualche modo. Un'informazione, seguo il Consiglio Comunale, scrive ancora Davide, sarebbe possibile sapere quanti interventi fanno i vari consiglieri con tutte le discussioni importanti per Trieste, non ho mai sentito alcuni consiglieri, sono presenti solo per fraccare il botton, chiede insomma Davide, si dà così lancia questa domanda. Questa è una cosa un po' interessante, è interessante da vari punti di vista. Io ho fatto presente sia quando c'è stato la delibera che ha aumentato il percepito dei consiglieri, della politica diciamo, dei consiglieri comunali, e ho obiettato che attualmente non c'è trasparenza rispetto agli atti istituzionali, non politici. Certo, noi consiglieri abbiamo anche un ruolo politico che in qualche maniera svolgiamo nella città, no? A contatto con le associazioni, con le persone e così via, ma quello è l'aspetto politico. Noi abbiamo un ruolo, diciamo il percepito, l'economico diciamo, è legato al tipo di attività che facciamo e dovrebbe essere legato, e quindi a mio avviso deve essere assolutamente trasparente. Allora in quell'occasione mi hanno chiesto esplicitamente di ritirare la mia richiesta, che avevo fatto ufficiale con un ordine del giorno, proprio un emendamento, in realtà una modifica della delibera che chiedeva che ci fosse la condizione di una trasparenza rispetto a tutti gli atti, le azioni, che sono molteplici, di vario tipo, non ci sono solo le mozioni, no? Come diceva il signore prima, ci sono gli interventi in aula, ma ci sono anche le richieste di accesso agli atti, ci sono le richieste di modifica, ci sono le proposte e così via. Perché non dobbiamo rendere conto alla cittadinanza? Perché la cittadinanza non deve sapere quali sono le nostre proposte e ascoltarle? Perché, come dice chi ha scritto, qualcuno non è mai intervenuto e sembra che a livello istituzionale il suo compito sia quello effettivamente di votare da indicazione di partito. E questo chiaramente non rende trasparente proprio quelle che sono le proposte politiche e le scelte che vorremmo fare. Ecco. Il Presidente Pantecca ha detto che effettivamente questa è una richiesta che lo stesso ANAC fa, ricordo, per tutti i comuni di Trieste, dell'Italia, l'ente contro la corruzione, no? Certo, l'anticorruzione. Dell'anticorruzione e quindi cioè, dobbiamo andare in quella direzione. Io spero che al di là
della condivisione, poi facciamo qualcosa di concreto, come avviene per altri comuni, come avviene per il Consiglio regionale, dove gli interventi dei consiglieri sono pubblici in qualche maniera. Sono assolutamente pubblici, è vero. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Gino. Sono perfettamente d'accordo sul concetto espresso dalla signora Ricchetti sul fatto delle chiusure. E anzi, dico di più, cioè è una forzatura che si è imparata dal Covid, cioè è la soluzione più semplice. Chiudo tutti a casa, non succede niente perché nessuno può creare niente, perché sono chiusi. Chiaro. Però questo è un filo conduttore che lega molte cose, lega questo, lega il fatto appunto che è successo col Covid, lega al fatto che l'ospedale ha 3,7 letti per ogni 1.000 abitanti invece dei 5 che è il valore italiano, lega il fatto che non c'è polizia, carabinieri, sono tutti sotto organico, e lega sto fatto della paura di perdere il posto di lavoro, cioè è un clima che si sente e che la gente a un certo punto ha paura che il giorno dopo non sarà neanche più in grado di sostenersi, e quindi questo dura non da adesso, dura da parecchi anni, da quando siamo in questo clima europeo in cui ci dettano delle leggi che non ci servono a niente e quelle che ci servono ci distruggono. Però i nostri politici su questo seguono il famoso binario, cioè invece che la politica dica dove andare, noi subiamo il gruppo del potere finanziario ci dice voi dovete andare su questa strada. Capito, e la strada è che si danno i soldi all'Ucraina per buttare via, per uccidersi e buttare armi e ringrassare le varie aziende americane eccetera, e non si fa niente per la popolazione, e qua bisogna cambiare strada. Non sarà sicuro Trump a farci cambiare, però almeno ci darà una spinta, però bisogna che i politici si svegliano su sto fatto. Grazie. Grazie Gino. Allora, voleva commentare, dopo dobbiamo andare rapidamente in pubblicità. Io farò un rapido commento. Questo tipo di intervento che ha fatto Gino rispecchia chiaramente il sentire di un cittadino che dice tutte le criticità, perché ha parlato di lavoro, ha parlato di salute, ha parlato di sicurezza, ha parlato di investimenti per le armi, quindi argomenti a tutto tondo, ma quello che dice, se io posso riassumere, è che la politica in questo momento non sta prendendo veramente in gestione i problemi e non li sta affrontando. Chiaro. Fa delle azioni che sono di tipo, diciamo, mi viene propagandistico in questo momento, non mi viene di essere così più, potrebbero sembrare di propaganda, ecco, diciamo, o diciamo soluzioni facili, ecco, per non voler essere mal interpretata rispetto a quelle che sono i miei intenti comunicativi. E questo è molto grave, perché questo ingenera paura e giustamente ha detto il cittadino non si sente che viene considerato per i problemi che deve affrontare nel quotidiano. Dov'è la politica nel quotidiano? Che facilita, che rassicura, che è presente, che cerca di trovare soluzioni. Ecco, le zone rosse, a mio avviso, non trovano le soluzioni in questo, non vanno a cercare di risolvere le motivazioni, di affrontare. Vogliamo parlare anche della migrazione? Stesso problema, sono assolutamente d'accordo, la migrazione in questo momento è strutturale, non mi ricordo chi l'avesse detto. Maurizio Iannarelli, l'ha detto, è strutturale, verissimo, e quindi come tale va affrontata, non mettiamola sotto il tappeto, perché così la polvere farà muffa.
È così. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ma prima volevo far vedere la situazione di Muggia, perché come abbiamo annunciato dovrebbe esserci l'acqua alta proprio in questi minuti, e qui la situazione attuale con le paratie che sono state posizionate già ieri, e quindi al momento sembra abbastanza sotto controllo, però l'acqua è abbastanza alta, come potete vedere insomma da questa immagine. Poi seguiremo appunto la situazione di Muggia con il nostro Gianluca Paladin che si sta recando proprio da quelle parti. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco. Bentornati in diretta, 8:38 del mattino, abbiamo già una telefonata, siamo con Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, consigliera comunale. Allora, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e la sua ospite, sono Dino. Dino, io buongiorno. volevo fare una riflessione su questa città che noi abbiamo. Purtroppo sugli organi di stampa ogni giorno c'è scritto, adesso vediamo la crisi della Flex, prima abbiamo visto la crisi della Gavazzi, prima abbiamo visto le altre industrie che sono state chiuse. Trieste non ha più praticamente industria, cioè Trieste era fondata anche sull'industria oltre che il porto, soprattutto sull'industria, diciamo. Avevamo l'Esit, l'ente zona industriale che non esiste più. Allora io mi chiedo come una città può andare avanti senza avere un programma di investimenti, soprattutto industriale, per dare lavoro ai nostri figli, ai nostri nipoti. Non c'è più un futuro, i nostri giovani che si laureano, che si diplomano vanno via perché non hanno una sicurezza sul lavoro. Abbiamo cose obsolete qui a Trieste, abbiamo il sincrotone che è stato fatto 40 anni fa, l'area di ricerca idem, la TISA idem, altre cose non sono state fatte niente. Cioè purtroppo, dispiace dirlo, però quegli ultimi 20 anni che è stato sia la destra che la sinistra, ma soprattutto possiamo chiamare in causa anche questa amministrazione, che è 20 anni che ci governa. In 20 anni abbiamo perso 40.000 cittadini, se voi andate a guardare le statistiche. Il commercio è quello che è, si punta su un turismo che è di 3-4 giorni, che non porta beneficio per nessuno, per gli occupati, oppure quelli che occupati a ore, cioè vuol dire a prendere 5 euro all'ora. Cioè Trieste ormai è quasi, lavorativamente è desertificata. Capito. Cioè non hanno un programma. Abbiamo la sanità, prima il signore che mi ha preceduto ha detto, io per esempio l'altra settimana mi occupo anche della parte sanitaria, di un'associazione, mi hanno chiamato su al pronto soccorso, ho parlato con la dottoressa invitava le persone ad andare a casa perché avevano 70 persone stipate nei corridoi, nelle sale di pronto soccorso, e non riuscivano perché mancava i medici per visitarli. Ma dove siamo arrivati? Ma anche in Africa non succede queste cose. Eppure Fedriga aveva fatto la campagna elettorale contro i Serracchiani, anche giustamente perché aveva chiuso qua. Ma lui che cosa ha fatto? Almeno per i Serracchiani avevamo la vita specialistica, avevamo ricovero, avevamo una protezione di salute. Qua, con questa, soprattutto per le amministrazioni di destra, abbiamo visto che hanno tagliato e puntano tutto sulla sanità privata. Se tu devi fare una vita specialistica ti dicono fra 6-7 mesi, se paghi in privato vai dopo 10-20 giorni. Ecco. Cioè questo è un'offesa per chi ha lavorato una vita e ha pagato i contributi. E questo infatti i cittadini devono rendersi conto che non si va a votare, quando si va a votare non si deve andare a votare come un ultra, ma se io sono un tifoso di una squadra, sono obiettivo, dico ha giocato male e dico è giusto che perde. Questi qua fanno le cose male e vengono premiati i cittadini, ma i cittadini è controsenso questo. Cioè andate a votare con la vostra tasca, con quello che spendete voi. Io non ho mai visto gente che mi viene a chiedere non ho i soldi per pagare il funerale della moglie. È successo 3 casi quest'anno, mai successo in 74 anni che ho. Mamma mia. Gente che mi è venuta a chiedere non abbiamo i soldi per pagare il funerale. E io le ho detto, se avete un'idea di 6.000 euro dovrebbe essere il comune che fa carico. Cioè non informano niente. Le Caritas che ha un aumento del 30% di persone che vanno a mangiare là del ceto medio. Allora il ceto medio è calcolato da 35.000 ai 50.000 euro all'anno.
Vorrei sapere, basta guardare le statistiche a Trieste, quanti sono sotto i 35.000. Allora siamo tutti poveri a Trieste. Ed è vero, perché la gente si vergogna di andare neanche a fare la spesa. Se lei va al PAN, alla mesa, verso la mesa, oppure la sera quando buttano via le verdure, vedrà quante persone, Ci sono sia là tante che persone famiglia, che cercano, vanno insomma, a prendere le verdure che scadono, che andrebbero buttate. Siamo alla fame, questo è il problema. Grazie Dino, Buongiorno. grazie del suo intervento. Buongiorno. Insomma, tanti spunti da Dino, che parte dalla crisi della Flex, poi insomma fa un'analisi. Demografia. Sanità. Dino ha fatto un'analisi puntuale e molto chiara, direi, di quello che sono il problema, di quello che fra l'altro intendevo io quando dicevo la politica non si sta prendendo carico di quelle che sono le problematiche e le criticità che il triestino, che la persona deve affrontare ogni giorno. Ha ragione, non si può andare solo verso una città turistica. Un comune che è orientato solo al turismo è un comune fragile per vari motivi, lo ha detto bene Dino, cioè il tipo di lavoro ingenerato da questo tipo di economia è un lavoro purtroppo che porta ad avere una paga molto bassa per gli occupanti. Il turismo, fra l'altro, incide tantissimo sulla vita quotidiana dei residenti e quindi ci dovrebbero essere delle azioni in questo senso, perché ricordiamo che aumenta i prezzi in alcune aree, ma rende assolutamente non disponibili gli appartamenti, le case per l'acquisto e per gli affitti. Poi c'è la questione dell'industria, effettivamente cosa si sta facendo in quella direzione? Allora, Dino ha riportato quello che è uno degli articoli che ha sul Piccolo, che è quello della Flex, della Tirso, c'è una pagina intera sulla crisi industriale a Trieste. Ma secondo me sta toccando anche un altro articolo, che è quello del confronto che c'è stato su Portovecchio. Ecco. E lì a me interessa andare, perché io ho letto con grande interesse quelle che sono state presentate dal quotidiano come le opinioni degli esperti. Ebbene, sono stata molto rincuorata, perché sia il rettore, sia quelli che sono stati definiti esperti hanno fatto le stesse identiche richieste e puntualizzazioni che ho fatto io con i miei emendamenti e gli ordini del giorno in occasione della delibera di fattibilità su Portovecchio. Una delle obiezioni che avevo fatto c'è, come ha detto Dino, una contrazione demografica, dobbiamo creare le occasioni per richiamare giovani, non farli andare via. E lo ha detto anche il rettore professor Di Lenarda. Dobbiamo creare degli spazi all'interno e delle occasioni di lavoro e di opportunità per i giovani ricercatori, cosa che io ho richiesto in quell'occasione, che è stata bocciata, ed sono contenta che venga riproposta dal mondo accademico, perché vuol dire che assolutamente è valida, ma soprattutto la politica ne torni indietro e ne prenda atto. Il rettore ha detto: dovete inserire nelle gare delle condizioni che favoriscano questi insediamenti, cosa che proprio ha usato le parole, potete andare a controllare, vi passo i documenti, le precise parole che ho usato io. Dobbiamo andare verso allo sviluppo di lavoro, per non solo al turismo o quello che potrebbe diventare una speculazione edilizia. Dobbiamo fare delle zone calmierate per prezzi per studenti perché quello è un altro grave problema. È un'altra delle richieste, e poi richiamare la cosiddetta Silicon Valley anche a Portovecchio.
avevo chiesto un protocollo in sinergia con Regione, perché ci deve essere anche la Regione che crea le condizioni, in modo che a Portovecchio ci sia la spinta per andare realmente verso uno sviluppo di tipo anche diciamo informatico, information technology, no? Quindi io sono assolutamente, da un certo punto di vista, felice perché sono in linea con quelli che sono stati definiti esperti. Sono amareggiata perché tutte le mie richieste sono state bocciate e quindi la politica, quella che in questo momento sta amministrando, apra gli occhi sull'importanza di certe scelte, perché Portovecchio sarà una delle occasioni per andare in controtendenza rispetto a quello che ha denunciato il signor Dino. Il signor Dino che ha telefonato prima. Allora abbiamo un'altra telefonata in attesa. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Non saluto nessuno perché sono incavolato nero. Ieri ho visto gli agenti che avevano il metal detector. Quello che dicevo io, che dicevo e dico, è da 10 anni minimo. No, è stato fatto ieri perché c'era la pruderia dei grandi papaveri, sia i prefetti, i questori, forse sindaci e tutto l'ambaradan delle altre sfere. Vediamo un po', ieri se c'erano questi, perché oggi non ci sono? Perché ci sono solo quando sono le grosse autorità e noi che sosteniamo queste autorità non abbiamo diritto di avere un rispetto per noi. Col metal detector sarebbe più facile alle forze dell'ordine, invece no, solo in occasioni così. Ma siamo noi che sosteniamo queste grandi autorità che praticamente cosa fanno? Sono persone come noi, solo certo. Perché hanno 4 soldi da spendere, i nostri soldi da spendere, e credono di fare il bene per il popolo. Non è vero. Grazie Franco da Udine Nord. Allora. Io faccio una lettura un pochino diversa da chi è intervenuto ora. Allora, io non richiedo più metal detector da tutte le parti, ci sarebbe ulteriormente un'azione in qualche maniera grave di invivibilità, in generale una situazione di invivibilità per i triestini. Vogliamo riflettere su quello che è successo ieri in Risiera, a mio avviso gravissimo, perché crea, come dire, un grande dolore per chi ha voluto partecipare a questa commemorazione. Intanto c'erano solo degli agenti maschi, scusatemi, ma è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti delle signore che si sono presentate lì. E questo è una cosa che io so di tante persone che hanno deciso di non entrare e quindi sono state private della possibilità di commemorare un momento che in questo momento, la memoria di quel momento è assolutamente importante, perché dove ci sono crimini di guerra, contro l'umanità, io ritengo ci sia sempre da fare una riflessione. Quindi io voglio fare una lettura che è diversa, perché quando c'è stato Mattarella il metadetector non c'era. Fatevi una domanda. Chiarissimo. Allora, vediamo il nostro Gianluca Paladin. Ho intravisto
nel preview, che si trova già a Muggia per documentare l'arrivo dell'alta marea. Allora, rapidamente un primo collegamento. Buongiorno Gianluca, com'è la situazione a Muggia? Buongiorno Laura, siamo in Riva del Mandracchio, come puoi vedere, con le paratie che hanno già svolto il loro lavoro, perché di fatto l'acqua è debordata avanzando appunto verso il centro cittadino. Adesso è già in leggero calo, però insomma siamo ancora comunque a rischio che possa invadere nuovamente la carreggiata, ma le paratie hanno funzionato, come puoi vedere adesso, senza farci investire, ci avviciniamo. Ecco qua le paratie per la sperimentazione che è stata fatta già l'anno scorso con il sindaco Polidori, che appunto aveva sperimentato il loro funzionamento anche nel pieno centro storico, e quindi era stato allagato il centro cittadino per vedere il funzionamento di questo sistema che appunto ha retto bene. Oggi è ovviamente allerta gialla su tutta la regione e il pericolo acqua alta a Muggia era effettivamente segnalato. Bisognerà monitorare anche Grado e Lignano per il rischio mareggiate invece, che è appunto un altro problema che riguarda quella zona. Qui la protezione civile pronta a intervenire nuovamente appunto se l'acqua dovesse superare di nuovo la soglia e quindi dal porticciolo invadere nuovamente la carreggiata. Andiamo però a sentire l'assessore alla protezione civile. Assessore De Sanctis, buongiorno. Mettiamoci magari qua che così le macchine sennò così possono passare. Allora, diciamo che le paratie sono effettivamente servite, dopo la sperimentazione avvenuta anche l'anno scorso il sistema ha retto, funziona bene, il picco di marea c'è stato poco fa, adesso è già in leggera discesa e la protezione civile è pronta comunque ad agire. Comunque noi abbiamo montate ieri sera i volontari, 6 volontari, li hanno montate in circa 50 minuti. E questa mattina è tornata un'altra squadra, abbiamo avuto il picco alle 8:30, qualcuno diceva ma se va su qualche così le cogliavamo un po' meglio anche, no? Comunque è andata bene così, l'acqua è venuta, ha tenuto e adesso poi sarà comunque un work in progress, perché poi ci sarà anche il problema eventuali dei fontanazzi con i tombini interni nella cittadina, quindi abbiamo incominciato ad affrontare il problema finalmente. Nel centro storico la situazione è tranquilla? No, oggi sì, perché siamo arrivati, calcola se non c'erano le paratie l'acqua arrivava dall'altra parte. Comunque abbiamo incominciato a fare, questo è un collaudo sostanzialmente reale, cioè una situazione reale proprio. Ecco. Perché Muggia conosce bene il problema dell'acqua alta, mi ricordo gli anni scorsi, gente che girava in canoa addirittura. Sì, in piazza, bravo, me la ricordo anch'io, quella bruttissima, quella canoa, no? Ecco, siamo avuti anche quasi 60 centimetri, no? Quindi abbiamo incominciato a risolvere i problemi, questa amministrazione ha cominciato a fare qualcosa. Negli ultimi 50 anni è stato fatto niente per questo e queste cose si stanno ripetendo sempre più spesso, quindi bisogna intervenire sicuramente. Assessore, la ringrazio e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a voi. Grazie Assessore. Ecco Laura, vedi, adesso mi sposto anch'io, mi sposto qua, ecco. Vedete? Qui siamo proprio a pelo, anzi l'acqua forse è risalita leggermente, sta già invadendo di nuovo, tocchi proprio con mano, non la carreggiata, però comunque sì, tocco con mano, l'acqua non è neanche troppo fredda Laura in realtà, si sta anche una temperatura godibile. E quindi insomma c'è sempre il pericolo che possa debordare nuovamente e invadere la strada, ma in realtà la situazione è tenuta sotto controllo. Vedete, le paratie sono tenute anche da questi sacchi pesanti del Udine, c'è scritto Udine, ecco, attenzione, questa è una notizia Laura, no vabbè. A parte gli scherzi, sacchi per tenere ferme le paratie in modo tale che se l'acqua dovesse con forza appunto invadere la strada non si sposterebbero, però possiamo dire che la situazione sostanzialmente è tranquilla. Certo bisognerà monitorare per tutto il giorno perché lo scirocco continua a soffiare e sappiamo che quando soffia lo scirocco è sempre il pericolo anche di mareggiate. Fortunatamente, come
dichiarato dal previsore dell'Osmer ieri non riguarda troppo Trieste perché è un tipo di costa più protetta per così dire, però invece bisogna stare attenti a Grado e Lignano. Non so Laura se anche dagli aggiornamenti online tu questa mattina abbia visto particolari criticità, per il momento non mi sembra, però insomma bisogna tenere un occhio anche sull'Isontino e sulle coste di Lignano, perché comunque sappiamo che quando c'è una mareggiata, soprattutto con una costa molto bassa, può fare dei danni veramente, veramente importanti. Noi triestini ne sappiamo qualcosa con Barcola, che è stata di fatto rifatta per far ritornare quella scogliera che era stata completamente erosa, mangiata dalla forza delle onde. Questa è la situazione dal Mandracchio di Muggia, dove l'acqua ha per alcuni minuti coperto il manto stradale, ma le paratie in realtà non hanno fatto filtrare molto, quindi è veramente poco bagnato, e invece qua come vedete si sta alzando, è ancora alta comunque la marea, bisogna comunque stare attenti. Infatti rimarranno qui i tecnici della protezione civile per riuscire a intervenire tempestivamente qualora si dovesse ripresentare il problema, però insomma la situazione è sotto controllo. Vi restituisco la linea intanto. Grazie Gianluca. Allora la nostra ospite, che fra l'altro è una nuotatrice, dice prima ha detto non è che sia così calda, no? Quando si vai dentro in acqua comunque, non è proprio così calda, posso assicurare. Gianluca diceva che invece era, insomma, a parte gli scherzi, tutto sotto controllo, insomma la situazione viene monitorata adesso continuamente, quindi non dovrebbero esserci problemi. Comunque continueremo a controllare la situazione. C'è ancora forse una telefonata prima di lasciare la nostra ospite. Voleva aggiungere qualcosa su questo collegamento? Io sono contenta che abbiano trovato una soluzione, se questa funziona. Dobbiamo però ragionare anche per Trieste non solo sul fenomeno, ma anche sul fatto che comunque l'Istituto di Geologia e Vulcanologia aveva già decretato che a breve avremo 20 centimetri di più, si alzerà il livello del mare di 20 centimetri, e Trieste sappiamo che magari questa volta non è il caso, ma è soggetta anche a episodi di acqua alta, ma diciamocelo, non solo di quello. L'acqua rientra nei canali, ma anche nelle strutture, perché Trieste nasce il centro su delle palafitte di fatto, no? E quindi poi anche se metti delle barriere davanti ci sono dei danni che possono essere strutturali, invece per gli edifici che comunque ricevono l'acqua dall'infiltrazione del pavimento. Quindi va affrontato soprattutto per il futuro, per esempio per Porto Vecchio, dove va tenuto conto di questa situazione, cosa che abbiamo denunciato, ed è importante che la politica vada in questa direzione. Allora, non credo facciamo in tempo forse a sentire la telefonata, magari la sentiremo dopo, non lo so, però volevo leggere velocemente due mail, entrambe sulle zone rosse, una che dice: voi dell'opposizione sempre a criticare, ma si sa il potere logora chi non ce l'ha, dice Angela, mentre Vadim diceva: buongiorno, mi chiedo se oltre al poliziotto di quartiere non sarebbe utile avere anche dei mediatori culturali per comunicare in modo efficace con i vari gruppi etnici presenti in città. Ma infatti quello che non vado nemmeno a commentare quelle che sono delle affermazioni che sono prive di contenuti, mentre la questione del mediatore culturale, quando io vado a dire confrontiamoci, creiamo rete, è chiaro che devo confrontarmi con le varie situazioni, ed è per questo che chiamo in campo, diciamo, i servizi sociali del comune e anche le cooperative e le associazioni che operano nel sociale, perché solo da un'analisi dei dati della reali si possono fare degli interventi proficui, efficaci, e quindi capire se
certi fenomeni sono legati, per esempio, diciamocelo, a una crisi dell'edilizia che prima, con il boom dovuto al 110 e al 90 per il bonus facciate, aveva creato un grande bisogno di manodopera. Adesso la stessa manodopera si trova purtroppo a non avere come dire, modo di svolgere, essere impiegata, e quindi, per esempio, più che la migrazione della rotta balcanica, c'è da riflettere sulla richiesta che abbiamo fatto e che ha fatto la stessa regione di avere personale che venga dai paesi dell'est a lavorare, perché i nostri giovani, sappiamo, vanno altrove. Quindi, come dire, il fenomeno non può essere semplicemente chiudere. La mia non è assolutamente una critica sterile, perché sto portando i dati, sto portando delle proposte, e quindi non è questione appunto di essere logorati rispetto a delle azioni che secondo me invece sono inefficaci anche dal punto di vista mediatico. Allora, grazie a Alessandra Richetti per essere stata con noi, e tornerete a trovarci qui a Sveglia Trieste, e buon lavoro. Mi farà piacere. Grazie molte. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco ci sarà con noi Giorgio Cecco di Idea Giuliana, fra poco. Bentornati in diretta, 9.07 del mattino. Abbiamo con noi Giorgio Cecco della quinta circoscrizione, capogruppo di Idea Giuliana. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti, buongiorno Laura. Grazie di essere qui. Grazie allora, stiamo parlando molto delle zone rosse. Questa mattina abbiamo anche il nostro Gianluca Paladini in realtà a Muggia per monitorare la situazione invece del possibile picco di marea, insomma, perché sono state poste le paratie. Al momento la situazione è sotto controllo, torneremo poi ancora da lui per altri collegamenti. Dicevo, zone rosse, continuano anche gli interventi dei nostri telespettatori. Ad esempio Patrizia dice: buongiorno, chi non sta ragionando è il delinquente straniero che ha aggredito la signora anziana, ci vuole l'esercito per difenderci da questi delinquenti, dice Patrizia. Poi ancora dunque Nevio in realtà riguarda altro il suo intervento: se la maggioranza dei cittadini non va più a votare perché è schifata dalla politica che si è fatta e quella che si fa, ormai questo paese non appartiene più a un popolo sovrano ma ai potenti con la complicità della politica. Insomma, un po' disfattista questa mail. Comunque dicevo, siamo anche in collegamento con il nostro Gianluca Paladin da Muggia, lo vedo pronto nel preview insieme al sindaco Paolo Polidori. Allora nuovamente buongiorno anche al sindaco di Muggia. Buongiorno a tutti. Grazie Laura, buongiorno al sindaco di Muggia Paolo Polidori che ci ha accolto in ufficio. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il sistema di partita ha funzionato, l'acqua non ha invaso la carreggiata, è stato tutto molto ben contenuto, perché la situazione ovviamente anche dopo le sperimentazioni che avete fatto l'anno scorso garantiva un certo grado di sicurezza. L'acqua alta c'è stata, però il sistema della protezione civile ha retto. Ma diciamo che questo è stato il primo vero test, perché l'ultima volta l'abbiamo fatto soltanto per il montaggio e per prendere pratica con le paratie. Invece questa volta abbiamo in maniera preventiva montato la gran parte delle paratie ieri sera, il picco era stamattina tra le 8 e le 8:30, però il test è stato positivo perché l'acqua ha tracimato dal molo, quindi avrebbe invaso la carreggiata non con quantità enormi, però quanto basta per capire che le paratie tengono, per cui la cosa positiva è che veramente dall'altra parte c'era comunque un livello di acqua di qualche centimetro, dall'altra parte non c'era praticamente nulla, per cui un test veramente positivo e molto importante in questo senso. Cioè l'acqua, non ho capito, l'acqua può filtrare un pochino leggermente, ma di fatto... Una pozzanghera, proprio a livello di una pozzanghera. Come se avesse piovuto, insomma. Esatto, però teniamo presente che più peso c'è, quindi teoricamente più l'acqua sarebbe stata alta dall'altra parte e più le paratie avrebbero tenuto, perché c'è l'effetto schiacciamento che con il peso le tiene ancora più aderenti al terreno.
io devo dire con una battuta che per la prima volta nella storia di Muggia tutti quanti lì della protezione civile speravano che l'acqua salisse ancora un po' invece di abbassarsi per testare meglio le paratie, ma insomma questa deve essere una battuta per cui... Anche l'assessore De Sanctis poco fa che abbiamo sentito dai nostri microfoni. Altre questioni, Sindaco, perché siete sempre, insomma c'è molta attività qua a Muggia ultimamente, si parla molto della galleria, abbiamo sentito anche proposte, commentavamo una proposta del Partito Democratico prima. Ma allora io adesso ribatterò punto per punto a tutte le fake news, tutte le false notizie che si sta mandando in giro per quanto riguarda la galleria. L'ultima è una chicca, perché proprio di ieri avevo fatto tra l'altro un video proprio alla fine del Mandracchio, dove c'è l'arco, per evidenziare la pericolosità del passaggio pedonale con le vetture e ancora di più con i mezzi pesanti, i mezzi di grandi dimensioni. Facendo anche immagini proprio per far notare quanto il passaggio sia strettissimo e quanto le auto invadano anche lo spazio proprio riservato ai pedoni, quindi zona veramente pericolosa che sarebbe risolvibile solamente con il raddoppio della galleria e quindi la possibilità di pedonalizzare tutta quell'area. Ebbene, il PD se ne è venuto fuori con una idea assolutamente balzana che veramente fa sorridere, e invece di passare attraverso l'arco si propone di fare tutto il giro dell'isolato dove c'è Sal de Mar, quindi zona portuale, quindi il giro dell'isolato, quindi allungando tantissimo il percorso pedonale, per arrivare poi in un tratto, quello proprio sul Mandracchio, ma si vedrà anche dalle immagini che ho fatto, dove c'è un tratto di marciapiede dissestato, perché ci sono i pietroni e su quelli non puoi toccarli, perché giustamente la sovrintendenza dice non è che puoi asfaltare o renderlo liscio, è molto stretto e dà proprio sul porticciolo, per cui c'è anche il rischio di caduta. E ci sono anche gli anelli di ferro per l'attracco delle barche, quindi un'idea assolutamente balzana, improponibile, che sta a dimostrare l'assoluta inconsistenza delle alternative proposte dalla sinistra, dalle opposizioni, dai comitati, eccetera, eccetera, che non fanno altro che valorizzare e dar ragione a noi che stiamo portando avanti il progetto di raddoppio della galleria, che quindi non è soltanto un raddoppio per migliorare il traffico, per ridurre l'inquinamento, ma è anche per rendere il Mandracchio fruibile, pedonale, finalmente, dove il turista ma anche il cittadino di Muggia lo richiede. Sindaco, la ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Laura del collegamento, ti restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladin e anche al Sindaco di Muggia. Allora, insomma Muggia, ci sono due tematiche molto importanti che il Sindaco sta cercando di risolvere. Una è quella dell'acqua, l'abbiamo sentito, l'altra è quella della galleria. Sono tutte problematiche che non è che si discute da 6 mesi, sono da tantissimi anni. No? È chiaro che la viabilità è importantissima, così come ovviamente i danni che può creare l'acqua, l'abbiamo visto nel corso degli anni. Anche qui a Trieste. Io credo che un amministratore pubblico deve avere anche il coraggio di fare delle scelte importanti. E devo dire la verità che il sindaco Polidori sta facendo delle scelte veramente coraggiose, e credo che vada un plauso al sindaco Polidori, perché sicuramente ci sono delle iniziative che i cittadini si aspettano, e secondo me che sono da risolvere quanto prima. Io mi ricordo, questa è un po' una battuta così, qualche decina e più di anni fa, il primo mandato del sindaco di piazza a Muggia, con l'acqua alta, che prendeva in braccio le vecchiette e le faceva attraversare la strada. C'era la scena, eravamo presenti, chi all'epoca, io avevo appena iniziato a fare un po' di politica, ma insomma mi ricordo la scena del sindaco che prendeva le vecchiette in braccio. Quindi il sindaco deve avere il coraggio di fare delle scelte forti. Chiaramente l'opposizione fa la sua parte. E ci sono poi sempre lo vediamo anche, quindi per rilasciarsi un po' il discorso sia della circoscrizione che di Trieste. Parlavamo prima delle zone rosse. Ecco, vediamo che anche qua un provvedimento deciso dalla prefettura, no? Ma anche qua le opposizioni stanno facendo il mestiere appunto di opposizione a quello che è, ma anche se in realtà è una scelta da una parte quella dell'eventuale chiusura dei locali fatta dal sindaco, ma tutto il resto viene dalla prefettura, quindi sicuramente sono... Allora,
è noto che la quinta circoscrizione è una delle circoscrizioni, forse quella più interessata a questo provvedimento, perché ovviamente prende delle aree come può essere Largo Barriera, Piazza Garibaldi, Piazza Perugino, piuttosto che San Giacomo, che sono delle aree che hanno sicuramente avuto dei problemi, hanno dei problemi di sicurezza e che sono molto attenzionate soprattutto nell'ultimo periodo da parte delle forze dell'ordine. Quindi c'era bisogno assolutamente di dare un segnale forte di presenza anche per quanto riguarda le amministrazioni sul territorio. Allora è chiaro che le zone rosse sono delle misure di emergenza, emergenziali, sicuramente non risolvono il problema, possono risolvere il problema in maniera temporanea, però secondo me un segnale anche alla popolazione e ai cittadini bisognava dare, al di là di aumentare la presenza che nell'ultimo periodo è stata incrementata assolutamente delle forze dell'ordine sul territorio, bisogna poi arrivare a dei provvedimenti un attimino più stringenti come possono essere questi. Io credo che deve essere comunque un intervento assolutamente provvisorio e di breve durata. Quello che noi dobbiamo cercare di fare qua dipende veramente poco dalle amministrazioni locali, quasi niente, noi dobbiamo lavorare su quello che sono le procedure, quello che sono le norme a livello nazionale e anche quanto riguarda il sistema giudiziario, perché il grosso problema in questo momento è quello che, al di là della sensazione immediata di sicurezza che hanno i cittadini, è quello sì, le forze dell'ordine si attivano, diciamo che riescono anche a individuare qual è la persona che ha creato il problema, anche problemi, l'efficacia, diciamo, grazie, poi alla fine me lo ritrovo in strada il giorno dopo. Allora la sensazione che ha il cittadino è quello che non funziona tutto il sistema. E poi è anche vero che bisogna dare, al di là del sistema giudiziario, bisogna dare alle forze dell'ordine gli strumenti per poter operare al meglio. Forse da un punto di vista procedurale e normativo in questo momento c'è qualcosa da ricalibrare, proprio perché sono cambiati i tempi. Proprio su questi punti. Assolutamente. Chiarissimo. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo, fra poco. Bentornati in diretta, siamo sempre in compagnia di Giorgio Cecco della quinta circoscrizione di Idea Giuliana. Allora anche fuori onda stavamo riprendendo un po' il tema delle zone rosse. Buongiorno, ci scrive Alessandro, il problema è solamente il numero di enorme di clandestini che girano liberamente, chi viene qui deve venire con documenti, visto soldi e un lavoro disponibile. Ancora Patrizia, se avremo a che fare con gente della nostra cultura basterebbero le zone rosse, come è stato per noi durante il Covid. Questo è il parallelo che viene fatto, ma sono zone rosse completamente diverse, che... no? Fa però tornare alla mente anche quel tipo di zona rossa. Buongiorno, per le varie dunque siamo invasi da richieste per donazioni. Una curiosità, quanti politici di tutti gli schieramenti hanno aderito? Donazioni però di che tipo? Ce lo faccia sapere signor Alberto. Degrado urbano, ci scrive ancora Marta, in via Alfieri 1 davanti all'ingresso secondario dell'ex caserma dei pompieri
di proprietà dell'Ater, in uno spazio coperto ci sono persone senza fissa dimora che dormono per terra, ci sono materassi, cuscini coperte, acqua, sacchetti e sporcizie sul marciapiedi e sul suolo stradale. Abbiamo paura, le persone scappano dalla zona rossa, infatti alcuni giorni fa è stata aggredita la signora anziana con la stampella in via Foscolo, che era però una zona limitrofa, no? Ha impressionato molto questo Andrò a vedere questo via episodio. Alfieri perché è una zona ovviamente della nostra circoscrizione. Sempre della circoscrizione. E diciamo che il discorso, si è toccato il discorso dell'immigrazione, no? È chiaro che bisogna intervenire anche sul sistema di accoglienza, ma queste sono cose che parliamo da tempo, insomma, penso che è un argomento quasi giornaliero anche nella vostra trasmissione, no? Diciamo che anche qua, sempre tornando sul discorso che facevamo prima, per quanto riguarda gli strumenti e per quanto riguarda anche le procedure, no? Anche sul sistema di accoglienza, voglio dire, noi abbiamo ovviamente delle strutture, delle imprese, se vogliamo chiamarle, che si occupano anche dell'accoglienza. Io credo se anche queste strutture hanno gli strumenti, hanno le procedure per poter lavorare al meglio. C'è qualche dubbio, devo dire la verità, perché io credo che le persone che arrivano qua devono essere informate su come funziona questo nostro mondo, che è probabilmente in gran parte diverso da quello di provenienza, e poi sono sicuramente formati per poter essere inseriti all'interno del sistema sociale locale, per chi vuole essere inserito. Dopodiché, l'ho detto più volte, non è che noi possiamo accogliere il mondo, non abbiamo le capacità per farlo. In questo momento c'è una percentuale altissima di stranieri che continuano a venire sul nostro territorio, molti ovviamente non si fermano, questo lo sappiamo, e poi questa è una parte del problema. L'altra parte invece le persone, i cittadini italiani che però sono stranieri di seconda generazione, che probabilmente non hanno avuto il percorso adeguato di formazione, e quindi troviamo anche a fare delle azioni di piccola delinquenza piuttosto che di spaccio, cose conosciute, e questo non vale ovviamente per Trieste, sicuramente la percentuale è molto limitata rispetto alle grandi città, dove si stanno creando veramente delle bande di questi ragazzi, normalmente anche molto giovani. Ecco, quindi credo che bisogna intervenire anche da un punto di vista procedurale e normativo, da questo punto di vista. Non ripeto, però certamente da una parte c'è la necessità di avere anche, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, avere delle persone che arrivano dall'estero, come i nostri vanno anche fuori, ma però deve essere tutto gestito in una maniera adeguata, sicuramente non in questo modo. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e Cecco, Nivea. Nivea, allora, volevo telefonare prima, ma la Richetti è andata alle lunghe e non si poteva, perché Cecco, forse lei non lo sa perché non era presente naturalmente, c'è stata la telefonata di Franco da Udine, Franco Lega da Udine Nord, quello che telefona ogni giorno e a me personalmente non dà fastidio, che diceva che ieri fuori dalla Risiera sono stati usati i metal detector perché non li usano anche le forze dell'ordine nelle zone rosse. Io sono d'accordo con lui questa volta, ho detto tante volte che bisognava usare i metal detector perché questi girano coi coltelli e l'unica cosa si fa prima che visitarli manualmente. Io ieri ero alla Risiera. Non mi sono trovata a disagio, mi hanno messo il metal detector, mi hanno visitato la borsetta, una donna, naturalmente vigilanza privata, mi sembra che erano questi sotto i 2 tendoni, e mi sono sentita sicura anche dallo spiegamento delle forze dell'ordine. A me non disturbano, male non fare, paura non avere. Solo ho visto che c'erano, e la signora Bucarella l'ho vista anche, era lì, c'erano molti più politici e molti
molte più forze dell'ordine che come cittadini normali. Era abbastanza vuota a differenza del 25 aprile. Forse mancavano tutte quelle forze di sinistra che hanno e ancora adesso fanno movimenti contro i cittadini ebraici e sono pro-Palestina. Questo mi sono accorta ieri. Pochissime persone, cittadini normali. Grazie. Grazie a lei Nivea, buona giornata. Sì, ne parlavamo fuori onda proprio prima. Vero, allora, sì. al di là dotazione di nuovi strumenti alle forze dell'ordine e alla polizia locale, penso che sia importante. Fra l'altro anche in una recente audizione che abbiamo avuto proprio con l'assessore De Gavardo e con il comandante Milocchi, ci hanno comunque detto che si stanno dotando anche loro di nuove strumentazioni. Questa del metal detector potrebbe essere, adesso non dico della polizia locale, ma anche per quanto riguarda le altre forze di polizia sul territorio, può essere sicuramente utile. Invece, ritornando sul discorso di ieri, della giornata della memoria, sì, effettivamente noi eravamo presenti come Idea Giuliana con la nostra rappresentanza, devo dire la verità. La parte istituzioni era molto rappresentata. Allora, le istituzioni erano rappresentate anche in ambito politico molto ampio, c'erano tutte le forze politiche presenti, questo devo dire la verità. Ecco, quello che ci ha un po' così anche un po' impressionato era, al di là di diverse scolaresche che erano comunque presenti, e questo fa sempre piacere, devo dire la verità, perché è importante che i giovani siano coinvolti in queste situazioni, perché ovviamente la storia ci insegna tante cose, ma poi è con la memoria che vogliamo anche capire cosa vogliamo fare domani, quindi cosa fanno le nuove generazioni, quindi sicuramente è importante. C'era poca gente. Effettivamente l'abbiamo notato, i cittadini, allora credo che ci siano delle situazioni in questo momento anche a livello internazionale e anche politico che sicuramente hanno portato a delle decisioni dei cittadini di non essere presenti. Dopo giustamente, come diceva la signora adesso, c'è una parte politica che effettivamente sta a livello estremistico, secondo me, sta facendo una politica contro appunto lo Stato ebraico. A questo punto io credo che bisogna mettere in prima linea sempre quello che è adesso non è che voglio fare la retorica, ma insomma la pace fra i popoli è una fra le prime cose, e chiaramente gli estremismi non portano mai bene, l'abbiamo visto proprio, se vogliamo parlare di storia, insomma, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista religioso, assolutamente non hanno mai portato bene, e poi chi ci rimette sempre è ovviamente la gente comune alla fine. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a voi Sergio. Sergio, buongiorno. Dato ho visto che io sovente quando vi telefono ai vari consiglieri o all'assessore, una cosa o l'altra, dico sempre: ma perché la polizia non gira in città e va a vedere se tutti quelli che passano, che si vedono che sono stranieri, hanno i documenti, e con il metal detector visitarli come hanno fatto ieri in Risiera. Allora dico, se ieri in Risiera hanno fatto questo, che problema hanno andare in giro per Trieste, fermare gli sconosciuti, domandare documenti e fargli fare una visita col metal detector, perché qui si sa i coltelli girano, e questo non viene fatto. E mi domando perché, cioè sono lì fermi. Oggi sono fermi nelle zone rosse, però non fermano nessuno e passano di tutto e in quelle zone passano di tutto e di più. Si vede queste persone che non sono nostre. Allora perché non fermarle? Chi sono queste persone? Hanno il permesso di soggiorno? Sono clandestini?
Perché non li fermano? Invece di stare fermi lì a non fare niente e guardarsi in giro col freddo una cosa all'altra. No, che facciano qualcosa, e questo non riesco a capirlo. Capito. Grazie, buongiorno. Grazie Sergio, buona giornata. Insomma, non è l'unico Sergio che ha fatto questo tipo di più o meno discorso, prima, no? no? Probabilmente c'è un sistema procedurale che è da modificare, più che altro è da ricalibrare per le problematiche che si stanno creando negli ultimi anni, insomma. Credo che questo sia importante riprendere in mano. Io poi devo dire la verità, allora non possiamo chiaramente diventare uno stato di polizia, no? Quindi ci sono dei limiti, e dopo devo dire la verità, insomma, la presenza delle forze dell'ordine sul territorio è stata incrementata parecchio, credo che stiano facendo anche un buon lavoro, lo vediamo anche dai risultati quando ci sono appunto atti di violenza piuttosto che di delinquenza, insomma sono molto attivi, quindi i responsabili vengono anche normalmente rintracciati in tempi abbastanza rapidi. Quello che manca è poi, come dicevo prima, che poi ce li troviamo in strada il giorno dopo, quindi forse c'è qualcosa da quel punto di vista che non funziona, al di là di tutto il discorso che abbiamo già fatto dell'accoglienza. Allora, buona giornata anche all'amico di Idea Giuliana, quinta circoscrizione Giorgio Cecco, ci scrive Claudio Visintin, faccio cortese domanda: alla luce di delinquenza in città, delle zone rosse, fondamentale è il poliziotto di quartiere, spero sia una battaglia di Idea Giuliana, grazie per la risposta e buon lavoro. Grazie, grazie Claudio. Grazie Claudio anche di questa domanda, perché magari se avevamo il tempo ci sei arrivato comunque, perché adesso ovviamente c'è un po' tutti scoprono l'acqua calda, no? C'è anche qualche esponente di centrosinistra che adesso sta riprendendo il discorso del poliziotto di quartiere. Alessandra Richetti allora, basta andare a fare una battuta collegata al mio nome sul poliziotto di quartiere e si vede le richieste che anche personalmente è da anni che in questo senso avevo fatto, perché credo che potrebbe dare un aiuto il poliziotto di quartiere, quindi un poliziotto, che di solito sono in due, che può essere appunto polizia piuttosto che carabinieri eccetera, come appunto erano già le squadre attive negli anni passati. Non è una cosa che ovviamente scopriamo oggi, è uscita addirittura da un governo Berlusconi, se non vado errato, e poi devo dire la verità, mi fa un po' sorridere appunto a qualche politico che tira fuori adesso di nuovo la questione, quando in realtà anche i governi che ci sono stati di centrosinistra non hanno mai voluto ripristinare. Allora c'è sicuramente, noi avevamo più volte fatto la richiesta, con qualche perplessità da parte degli organi nazionali, qualche volta anche locali, perché c'era la sensazione, e probabilmente in qualche caso, non qui da noi assolutamente, c'era la sensazione che magari questi poliziotti in qualche modo si inserissero in maniera non perfettamente in alcune situazioni nel sistema, cioè in qualche modo, soprattutto in alcuni paesi non del nord Italia, c'era qualche collegamento magari con alcune situazioni di delinquenza, perché diventava una parte integrante di un sistema. Ecco, non voglio entrare troppo nel merito, ma credo che questo abbia fatto un po' bloccare il tutto. Credo che però sia sicuramente una figura che va rivista, ripensata, magari con un sistema procedurale un po' diverso, però avere delle persone che conoscono il territorio, quindi il territorio dal punto di vista delle persone che ci abitano, tutte le attività che ci sono, e quindi riescono secondo me a dare delle risposte immediate, al di là della presenza, perché la divisa sul territorio fa sempre comunque un deterrente in qualche modo, piuttosto che avere, ecco, si accennava prima all'esercito, sì, l'esercito sono le persone là che arrivano, che poi vengono usate più che altro per segnalazione perché non intervengono, però di fatto non conoscono neanche, magari arrivano chissà da dove, non conoscono il territorio, non conoscono la situazione. Credo che il poliziotto di quartiere potrebbe essere sicuramente una cosa da rivedere e da ripensare da questo punto di vista. Al di là che secondo me, poi con gli incrementi che abbiamo avuto in questo ultimo anno per quanto riguarda la polizia locale,
la polizia locale stia lavorando molto bene. Adesso anche loro hanno bisogno sicuramente ancora di affinare un po' quello che è dal punto di vista procedurale, perché anche loro ovviamente, lo sappiamo, gli interventi notturni non si possono fare se non c'è appunto il porto d'armi, c'è un discorso molto, molto lungo e complesso, però anche loro si stanno dotando di strumentazioni, come dicevo prima, nuove, e sicuramente con l'arrivo di nuovi agenti è importante anche da questo punto di vista. Allora, c'è una telefonata in arrivo, buongiorno, chi è in linea con noi? Poi dobbiamo andare in pubblicità, siamo già ben oltre. Buongiorno. Buongiorno, eccomi. Sì, buongiorno. Mi sente? Buongiorno. Sì. Dottoressa. La sentiamo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto all'onorevole qui Cecco, se non ero, ecco, complimenti. Allora, vengo dunque, io sono una molto attenta a tutto, ripeto, dunque mi chiamo Cristina, piacere. Dunque, cosa succede? Io ho una figlia, Sara Trieste, fa l'università, bravissima, molto molto conosciuta anche Sara e anch'io, ma sono la mamma. Cosa dire? Trieste è stupenda, ma sono contenta finalmente, io amo molto le forze dell'ordine, perché io sono di Gorizia già anni fa, lì quando ero giovanissima, era militare a Strong, dunque ben venga finalmente. Ma allora io vengo su in corriera e in treno e io guardate, io ho un occhio attento per tutto. È vero, ci sono le telecamere ai treni, però è successo un caso, che faccio un esempio velocemente, di un personaggio che lo vedevo così, ho fatto presente al capo treno lì del bigliettaio, difatti gli ha dato la multa, venga qua, ho visto tutto io. Non è così, i controlli ci devono essere, le telecamere ci stanno, ma seguiamo questo servizio che comunque è molto importante per la sicurezza, parlo. Capito. Ripeto, io vengo spesso a Trieste perché a me piace, però bisogna assolutamente avere il controllo, tappeto, per quanto riguarda la sicurezza, che le persone lo vogliono, insomma, e anche se io comunque sì. Capito Cristina, grazie della sua testimonianza, insomma ben vengano i controlli, dice Cristina da parte delle forze dell'ordine. Dobbiamo proprio fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Riprendiamo Sveglia Trieste per l'ultimo spazio insieme di questa mattina. Siamo sempre con Giorgio Cecco di Idea Giuliana. È arrivata anche la consueta vignetta di Marco Englaro, riguarda proprio le rapine nella zona di Piazza Garibaldi, possiamo anche farla vedere. Allora, sotto la Madonnina, quindi Piazza Garibaldi, che ha fatto un ortisel de guerra, Tegaletto che se rapine, cioè gioca un po' su questo, no? È carina. Va bene, insomma, questa è la battuta di oggi. Ringraziamo sempre Marco Englaro. Ci scrivono i nostri telespettatori sempre sul tema sicurezza. Dunque, buongiorno, ci scrive Edgardo. Trieste versa nello stato di povertà dei cittadini descritta, mi chiedo la necessità di avere bar aperti tutta la notte. Per chi interviene su questo? Sì, allora diciamo che sì, in realtà il problema che è stato sollevato che appunto magari ci sono degli esercizi commerciali che sono penalizzati, allora è vero sicuramente questo, no? Però diciamo che in zone come appunto quelle che ho descritto prima nella quinta circoscrizione, non è che secondo me non è che abbiamo un giro turistico molto importante, quindi secondo me i commercianti più penalizzati, gli esercenti penalizzati potrebbero essere nelle zone centrali come quelle appunto vicino a Piazza Unità eccetera, che hanno sicuramente una clientela un po' diversa. Mediamente invece chi poi va a sostare nelle ore notturne in aree diverse come appunto quelle che dicevamo, Piazza Perugino, Piazza Garibaldi eccetera, sono mediamente non sono turisti, sono spesso delle persone che creano effettivamente i problemi.
l'abbiamo visto più volte, anche perché giustamente sono stati anche chiusi dei locali quando le situazioni erano veramente esasperate. Io mi ricordo le tante telefonate che avevamo preso per un locale in area vicino a Piazza Perugino, che creava veramente dei grossissimi problemi, e quindi a quel punto cosa fai? Devi prendere dei provvedimenti un po' più... Ecco, diciamo che potrei capire invece la richiesta che è stata fatta dal Presidente della FIPE di magari valutare alcune deroghe, soprattutto in alcune aree come quelle del centro, no? Sì, per esempio Piazza Verdi, quello si potrebbe valutare. Non è mai facile lavorare con delle deroghe perché lui sì, io no, quindi è un po' complicato, però magari in un'area ristretta si potrebbe valutare un discorso, perché giustamente si sa, il turista che magari, ma anche va al ristorante, che magari si protrae in una discussione un po' di più, in una conviviale, eccetera, mezzanotte è un termine un po' limitativo. Un po' ristretto, ma torno a ripetere, secondo me queste sono tutte cose che devono essere veramente provvisorie, limitate nel tempo, e si deve lavorare da un punto di vista strutturato in maniera diversa. Chiaro. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono in diretta? Sì, è in diretta, buongiorno, può parlare. Perfetto, volevo fare solo qualche appunto. Prego. Sono stati investiti un sacco di soldi nella sicurezza, come telecamere e altro, e adesso stanno mettendo anche delle linee rosse per quanto riguarda il salvaguardare la delinquenza, però penso che ci sono dei problemi di base. Le linee rosse vanno a vincolare i negozianti che perdono clienti e automaticamente non servono a risolvere il problema. E seconda cosa, parlano delle carceri, sovraffollamenti e altro. Negli Stati Uniti le carceri, quando viene una persona condannata a un reato minore, questa persona inizia a costare meno ai cittadini come tasse, perché questa persona viene condannata a 3 anni, per esempio, però può scontare 1 anno se va a lavorare gratuitamente presso qualche azienda. Allora la domanda è: com'è possibile che questi politici vedono tutto come investimenti? Perché insomma non adottano un tipo di modello come quello americano? Forse voleva chiederci il nostro telespettatore, purtroppo credo sia caduta la diciamo che allora io sono pienamente d'accordo. Secondo me i lavori socialmente utili collegati appunto a quello che è il discorso appunto per l'inserimento anche nella società, fra l'altro, sicuramente può essere, in alcuni casi vengono adottati, io credo che può essere un procedimento utile. Le situazioni nei nostri carceri è veramente disastrosa, diciamo la verità, ci sono delle problematiche importanti, c'è troppa gente, assolutamente, sono superati abbondantemente i limiti delle persone, nella capienza delle persone nei nostri carceri. Io fra l'altro, devo dire la verità, seguo abbastanza la problematica perché mia moglie fa volontariato in carcere, quindi so quali sono le problematiche. Più volte ne abbiamo parlato, io mi ricordo allora già all'epoca con l'allora direttore Sbriglia ne avevamo fatto più volte dei ragionamenti. È chiaro che bisogna trovare delle soluzioni che non sono quelle di mettere tutti là ammassati, no? È anche vero che però c'è una percentuale, e qua ritorniamo sul discorso di prima dell'accoglienza, c'è una percentuale molto elevata di stranieri da questo punto di vista. Quindi è una situazione sicuramente, torno a ripetere, che è strutturale, sicuramente non si risolve come
per il momento viene fatto con delle misure, per quanto che possono essere utili, emergenziali, di primo impatto, per risolvere però solo provvisoriamente il problema. Bisogna andare a lavorare su un sistema strutturato diverso, ma torno a ripetere anche giudiziario diverso, quindi sarà da prendere in mano, se ne parla da tanti anni, tutto questo sistema, questo apparato che evidentemente stiamo vedendo che non funziona. E qua devo dire, nonostante la grande volontà e grande lavoro che stanno facendo gli operatori anche nelle carceri, perché effettivamente anche loro non lavorano assolutamente bene, quindi hanno sicuramente dei problemi che si stanno accentuando sempre di più. Quindi condivido da questo punto di vista la problematica che deve essere affrontata in maniera radicale. Torno a ripetere, ma l'ho detto come l'ho detto anche per quanto riguarda gli amministratori locali, ma anche in ambito nazionale, bisogna fare delle scelte coraggiose, questo spero che vengano fatte quanto prima. In alcune situazioni la strada con il nuovo governo è quella giusta, vediamo poi di andare avanti anche su altre, insomma. Ecco, questo. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, salve, sono Maurizio. Volevo dire il mio pensiero. Allora, mi sembra che la nostra amministrazione non risolve i problemi, ma li sposta. Cioè c'è la delinquenza, noi viene fatta la zona rossa, è come dire a uno, ascolta, non puoi fare caos in largo barriera, va a fare la Barcola. Il problema non è dove farlo, ma solamente provvedere a fare in modo che non ci siano delinquenti. Ecco, purtroppo si pensa che buttando soldi o perché adesso la moda è fare finta di fare, no? Io passare per largo barriera e vedere 20 poliziotti là che chiacchierano in piedi, preferirei vederne 10 volte 2 che camminano avanti e indietro, che si spostano e che danno la loro presenza. Il fatto stesso si è visto con quell'episodio bruttissimo di quell'anziana scippata in via Foscolo. In via Foscolo, ecco, sì. Che poi chi gli è corso dietro? I passanti. La polizia non si è vista. Allora, perché era 20 metri fuori dalla zona rossa, 20 metri via da Piazza Garibaldi. Allora, le cose non si risolvono così, non si risolvono spostando le cose, ma risolvendo i problemi. Abbiamo tanta polizia, si dice mettiamo 20 poliziotti, 40 poliziotti, sono addestrati a farlo? Sanno come farlo? Io vedo far finta sui confini. Gente che staziona là, puoi andare avanti e dietro 20 volte con la macchina, non ti ferma nessuno. Poi magari ti fermano perché hai la lampadina dello stop che non funziona. Ecco, ma è giusto, fanno il loro lavoro, però Trieste è una città insicura. È diventata insicura, noi cittadini sappiamo che è insicura, prima era insicura la periferia, adesso è insicuro anche il centro, ci sono furti come adesso abbiamo visto a via Frescobaldi, di qua e di là, quelli che mettono la colla sulle porte per vedere chi va, però non bisogna dire che è insicura, perché se diciamo che è insicura la gente non va più fuori di sera, si blocca il commercio, allora bisogna dire che va tutto bene, però tutto non va bene perché Trieste non è più quella di una volta, dobbiamo capirlo e bisogna che chi ci guida decide cosa fare, ma non reprimere. Il problema si risolve a monte, non a valle, e non si spostano i problemi. Questo è il discorso, i problemi si risolvono. Qui in grado di risolvere non ci siamo, stiamo svendendo la città, perché la stiamo svendendo, la città ormai è diventata il buon ritiro per gli austriaci, per questi, per quegli altri, facendo vivere male i triestini, perché noi troviamo prezzi più cari, case non ci sono in affitto e cose del genere. Stiamo vendendo tutto quello che si può vendere, come si dice a Trieste, stiamo sbagazzando. Ecco, peccato che non si può sbagazzare anche Portovecchio, ecco, così si può beccare ancora di più. Ecco, e siamo ridotti a questo punto. Io non mi sento guidato e neanche protetto. Mi scusi, ma bisogna che qualcuno cominci a dire queste cose, perché viviamo tutti male. Grazie Maurizio della telefonata, buona giornata. Allora, come commenta questa telefonata? Allora, ovviamente come sempre la verità sta in mezzo, no? Poi c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno, c'è chi vede il bicchiere mezzo vuoto, no? Io non vedo una situazione così negativa generale come l'ha descritta il telespettatore. Condivido invece alcune cose, ma le ho già dette prima, nel senso che sicuramente ci vogliono degli interventi strutturati
per risolvere il problema. Questi sono tutti interventi di breve periodo che possono semplicemente limitare momentaneamente il problema, ma è anche vero che se sono state fatte le zone rosse con alcuni provvedimenti, che quanto si è fatto altre volte, nelle volte precedenti, ha portato dei risultati, perché questo è stato sicuramente, cioè quando erano stati istituiti, quando è stata fatta l'ordinanza precedente del sindaco per la chiusura, ha portato dei risultati. Torno a ripetere, non sono una soluzione, però in emergenza bisogna trovare appunto dei provvedimenti urgenti che devono essere superati appunto da degli interventi invece, come dicevo prima, strutturati. Questo assolutamente sì. Assolutamente. Posso capire il pensiero che è stato fatto da molti, si vede anche sul social, eccetera, che se noi insomma, limitiamo alcune situazioni con le zone rosse, poi magari si sposta il problema dall'altra parte. Sì e no, ha fatto l'esempio di Barcola, diciamo che se noi c'è anche un discorso, io non credo che si possa spostare il problema a Barcola, perché è un sistema urbano completamente diverso, si dovrebbe trovare una zona più o meno dal punto di vista urbano uguale, ma non è così, secondo me. Ci sono delle aree che proprio per la conformazione, per la tipologia di abitante, che sono diverse e dove le problematiche sono più importanti da questo punto di vista, perché sicuramente in aree come quelle che sono attenzionate, come Largo Barriera piuttosto che Piazza Perugino eccetera, c'è anche un turnover abitativo molto elevato, c'è una presenza importantissima di stranieri che in altri rioni non ci sono, e anche c'è la vicinanza comunque con il centro cittadino e con aree dove arriva anche più facilmente l'immigrato clandestino che ha delle problematiche dove inserirsi e anche dove dormire più volte, diciamocelo chiaramente, quindi anche torno sul discorso che si faceva prima di persone che magari trovano rifugio in qualche area nascosta. Quindi il problema è diverso secondo me, quindi le zone sono conosciute e vanno attenzionate perché hanno un tessuto sociale diverso da altre zone. Quello che dobbiamo noi lavorare è, fra l'altro, oltre al discorso strutturale per quanto riguarda procedure, giustizia eccetera, anche per abbiamo affrontato più volte questo problema anche in circoscrizione di rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana è importantissima, quindi la parola d'ordine, noi abbiamo nella nostra circoscrizione delle aree importanti che sono dove è prevista una riqualificazione anche di un certo spessore. Sto pensando per esempio all'ex Fiera, tanto per fare un esempio su tutte, dove sicuramente in questo momento c'è un degrado e i cittadini si aspettano che finalmente l'area venga sistemata. È un intervento privato, quindi da questo punto di vista sicuramente l'amministrazione pubblica può fare poco, può semplicemente cercare di dare però c'è grande accelerare attesa, la burocrazia, quello che sono, ma insomma più di tanto non può fare. Quello che invece sarà importante, qua ci vuole ovviamente il cappello dell'amministrazione pubblica, è tutto il discorso che verrà modificato da un punto di vista viario e per tutti i servizi che ci sono intorno. Ecco per esempio, però io mi aspetto un'area riqualificata per dare un servizio, perché il privato farà le sue opere, però sono comunque anche i negozi sotto casa piuttosto che il laboratorio o l'ambulatorio, se vogliamo dire, vicino a casa, può essere una cosa importante, al di là della grande necessità che c'è per esempio nell'area di parcheggi. È vero, quindi ci sono delle situazioni che fanno cambiare il volto. È anche più difficile che in un'area ben servita, in un'area dove c'è una situazione di non degrado,
ci siano degli episodi così di delinquenza o di altro tipo che sicuramente non fanno bene. Quindi credo che uno dei punti, al di là del fatto procedurale, è quello di avere delle zone rigenerate, ridate alla cittadinanza. Abbiamo solo il tempo proprio per sentire questa breve telefonata perché abbiamo meno di 2 minuti. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io meno male che il Signore non vede le problematiche o le vede in piazza. Io dico ai triestini, non sveglia Trieste, sveglia triestini, perché stanno dormendo, ormai hanno un lavaggio del cervello da 5 eletti comunque nazionali anche eccetera, che veramente io ho votato la destra, non lo farei mai più, propaganda. Ieri sera sono uscita dal Dante e doveva esserci un presidio, no? Mi sembra in piazza Oberdan, poi ho camminato a piedi, sono arrivata fino in piazza Goldoni, poi ho preso la macchina, sono andata in piazza Perugino, non c'era alba di nessuno. Posso assicurarle questo. E poi ho fatto un giro proprio per capire, guardi, in piazza Libertà, zero, non c'è nessuno, a piedi non c'è nessuno. Capito. E quindi di cosa stiamo parlando? Ma di Grazie cosa stiamo signora parlando? della sua I testimonianza. Purtroppo siamo quasi in chiusura. Ringraziamo la signora per questa testimonianza appunto riguardo le zone rosse, insomma, questa è stata la sua percezione, no? Evidentemente sono stato, probabilmente aveva preso un orario, io passo però spessissimo. Si sono visti in qualche caso, insomma, sì, però può succedere, ecco, sicuramente non sempre più volte ho fatto questa osservazione, magari in alcuni orari sarebbe più utile avere soprattutto ma torno a ripetere, ripensiamo al discorso del poliziotto di quartiere presente sempre sul territorio, che può essere qualcosa di utile, no? Sì, per sbloccare insomma la situazione che si sta aggravando. Allora grazie a Giorgio Cecco per essere stato con noi, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie. Sveglia Trieste che torna domani mattina alle 7. Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata. Buona giornata.